Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti ad un altro appuntamento con Sveglia Trieste che come al solito vi terrà compagnia fino alle 10:15. Gli ospiti che si alterneranno accanto a me saranno Giulia Massolino, consigliere regionale del Patto per l'Autonomia e esponente di Adesso Trieste, e Stefano Bernobic, che è capogruppo della Lega in Consiglio Comunale. Come sempre leggeremo il Piccolo e il Corriere della Sera, vi riproporremo alcuni dei servizi andati in onda nel telegiornale di ieri e siamo pronti per le vostre telefonate allo 040 977 8910 e per leggere le vostre mail a svegliatrieste@tele4.it. Potete telefonare, potete inviare le mail quando lo desideriate. Cominciamo subito come sempre dando uno sguardo al meteo. Vediamo la situazione generale. Sull'Europa si estende un vasto anticiclone che nei prossimi giorni si consoliderà maggiormente sulle Alpi, portando aria molto calda a tutte le quote. Sul Friuli Venezia Giulia il forte riscaldamento pomeridiano e le correnti settentrionali a tratti umide favoriscono ancora una certa instabilità. Con il passare dei giorni l'atmosfera sarà più calda e più stabile. Per oggi si prevede cielo sereno, poco nuvoloso, per qualche velatura al mattino. Farà caldo, venti a regime di brezza. Sulla costa al mattino soffierà vento da nord-est che persisterà più a lungo a Trieste e sul Carso. Sulla zona montana al pomeriggio possibile qualche rovescio temporale sparso, ma con minore intensità rispetto ai giorni precedenti. Per domani cielo sereno su tutta la regione, con qualche cumulo pomeridiano sulla fascia prealpina. Farà caldo specie in pianura di giorno, anche di notte sulla costa. Venti a regime di brezza. Sulla costa al mattino soffierà vento da nord-est che persisterà più a lungo a Trieste e sul Carso. Per sabato invece la probabilità è di cielo sereno su tutta la regione. Questa è la prima pagina del Piccolo che adesso ingrandiremo. Sotto il titolo si parla di energia nucleare. Il titolo di apertura, il titolo centrale della prima pagina riguarda la pallacanestro Trieste, via Matiasic, dimissioni dell'avvocato statunitense da presidente, quote cedute ad un misterioso fondo estero, attese informazioni sui nuovi proprietari. I biancorossi giocheranno ancora in Serie A pagare Brescia, sconcertante trasferimento a Roma. Reazioni in città, ora trasparenza. Allora, c'è di spalla alla foto centrale, si parla della succursale del Petrarca, ancora file sotto il sole per la carta d'identità in via del Teatro Romano, e poi del progetto Insieme che è partito ieri con gli stati generali dei servizi sociali del Comune di Trieste. Allora, vediamo invece la prima pagina del Corriere della Sera. Sotto il titolo Ronaldo, ego e gol, io arrivo sempre. Non poteva mancare l'analisi di Aldo Cazzullo, quindi per fortuna veramente attendevamo tutti. Dopo 22 anni Federica Sciarelli lascia Chi l'ha visto. Tensione sulle basi NATO nel corso di un incontro fra il segretario generale della NATO Rutte e il presidente Trump. C'è stato uno show nelle Cortes del presidente del Consiglio, del premier spagnolo Sánchez. Gli alleati lo attaccano e chiedono che si dimetta come Starmer. La foto centrale riguarda l'omicidio da parte di un uomo di Lido di Camaiore che ha ucciso il figlio omosessuale e la madre, e quindi insomma e la moglie. Questa è Papà non mi accetta gay, aveva scritto anche il ragazzo. Ci torneremo. E poi c'è il caffè di Massimo Gramellini che parla della vendita
di Villa Certosa, che credo sia la residenza, se non mi sbaglio, sarda di Berlusconi, però potrei sbagliare. Allora, vediamo dunque di tornare al piccolo e di cominciarne la lettura, e dunque subito dopo la prima pagina si parla appunto di pallacanestro. Matiasic va via, Trieste salva, quote ad un fondo estero, dimissioni del presidente ratificate dal CDA, si conclude il mio viaggio di 3 anni, il club in grado di andare avanti, entro domani l'iscrizione alla Serie A, ma restano le incognite. Il passaggio di consegna ha già un nome e un cognome che è una garanzia, come Michael Arcieri. Guardando indietro a questi 3 anni provo un profondo senso di orgoglio per quanto fatto, scrive Matiasic. Poi il comune sul Palarubini, questo è l'altro, come si dice, l'altra questione che riguarda il basket, vale a dire dove giocherà il prossimo campionato. L'indicazione di Gorizia non può che essere un'azione provvisoria, l'assessore Lodi parla di piena disponibilità. I tifosi non si fidano del sistema, lo spettro di una resa rinviata, questa è l'altra faccia della notizia. Poi ci sono i commenti di Piazza, del Presidente della Regione Fedriga, dell'ex sindaco Cosolini e del senatore Patuanelli. Allora, possiamo vedere a questo punto, direi, il servizio che noi ieri abbiamo dedicato appunto a quella che è una prima, mettiamola così, prima soluzione per quanto attiene appunto alla pallacanestro Trieste. La pallacanestro Trieste è salva e giocherà in A1, scongiurato definitivamente il pericolo del trasferimento del titolo sportivo. È la notizia migliore che ci si poteva aspettare, per i tifosi, per la città, per tutto il movimento cestistico. Paul Matiasic ha venduto il 99% delle quote a un fondo americano e si è dimesso da presidente del club. L'avvocato di San Francisco ha acquistato il titolo sportivo di Brescia e si trasferirà a Roma. Il mio viaggio con la pallacanestro Trieste, ha dichiarato Matiasic con un comunicato, è giunto al termine dopo aver completato tutte le operazioni necessarie per garantire continuità al club. Tutto questo è stato fatto per una ragione precisa: il mio amore per Trieste e per la sua gente. Gli ultimi mesi sono stati molto complessi per quanto riguarda i rapporti con la città. La mia comunicazione riservata è stata fondamentale per garantire l'integrità competitiva della Lega e per realizzare il cambio di proprietà. Uno scenario senza la storica pallacanestro Trieste, conclude la nota, non è mai stato un'opzione. A capo del fondo americano c'è Connor Barwin, ex campione di football nell'NFL, già presente nel board del Cotogna Group, che rilevò la pallacanestro Trieste nel 2022. Sarà il nuovo presidente del club biancorosso. Barwin, peraltro, era al Palarubini proprio nel corso della serie di playoff contro Brescia, seduto a bordo campo assieme al padre e al figlio e a fianco dello stesso Paul Matiasic. All'epoca si parlò di un viaggio programmato da tempo, invece ora risulta evidente che la trattativa fosse già stata avviata. Resta solo da capire quale sarà il budget a disposizione del general manager Mike Arcieri per allestire la squadra in vista della prossima stagione. Quindi questo è appunto un primo passo per quanto riguarda il basket triestino. Credo che oggi ci occuperemo ancora della questione. Apriamo la lettura del Corriere della Sera. Qui c'è la questione che riguarda la NATO. Dice il segretario generale Rutte: dall'Italia 500 voli statunitensi, il governo smentisce. La difesa solo attività tecniche e logistiche, insorge l'opposizione, il PD. La Premier faccia chiarezza, Conte, il governo ha sempre detto sì a Trump. Allora, le basi militari NATO sono sotto la sovranità italiana, quelle nel nostro paese logicamente. L'uso operativo delle basi richiede perciò il consenso italiano. L'articolo 11 della Carta stabilisce che l'Italia ripudia la guerra.
l'uso della forza è legato solo a contesti difensivi o autorizzati. Con lo scoppio della guerra tra Stati Uniti ed Iran, la polemica sull'utilizzo delle basi NATO è tornata al centro della ribalta politica. Le opposizioni hanno chiesto spesso conto al governo di quanto accaduto nelle basi. Anche con gli alleati non sono mancate tensioni. A marzo gli Stati Uniti hanno chiesto l'uso della base di Sigonella per aerei coinvolti nel conflitto. L'Italia avrebbe negato l'autorizzazione, non c'era l'ok parlamentare e non era prevista per quelle operazioni. Ieri il segretario generale della NATO Rutte ha detto che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione. Le dichiarazioni stanno scatenando una bagarre politica. C'è un'intervista con il generale Tricarico, già capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica. America spesso disinvolta, le regole però sono chiare, sulle basi serve un tagliando. Nel caso della strage del Cermis fu dichiarato un piano di volo che non venne seguito, poi ci fu il blitz a Sigonella e la deportazione di Abur Omar. Tricarico non esclude che vi possano essere stati altri episodi. Allora, la Meloni ha parlato con Rutte. Dopo la telefonata alla correzione dell'Alleanza Atlantica, questo è un tranello e ci sarebbero anche sospetti su Trump. Queste sono le basi militari italiane, che sono 8. I militari statunitensi che vivono nelle installazioni sul suolo italiano sono tra i 13 e i 15.000, 21.000 è il personale della Sesta Flotta. Vedete che ci sono Sigonella, Napoli, Camp Darby a Pisa, Ghedi che sta insomma in Lombardia, quella di Vicenza, Motta di Livenza e Aviano e poi anche Gaeta. Queste sono appunto queste sono le basi. Ancora qui c'è il coro dei 5 a Berlino, rafforziamo la NATO europea, perché c'è stato appunto anche questo vertice, Italia, Germania, Francia, Gran Bretagna e Polonia, e c'era anche Rutte in collegamento. Intanto il ministro degli esteri russo Lavrov attacca gli Stati Uniti. Al G7 hanno sepolto l'intesa di un anno fa, quindi si è parlato anche di Ucraina. L'ambasciatore statunitense smorza le tensioni, i disaccordi sono normali, restiamo grandi alleati. Allora, te pareva che non facevo questo errore. Dunque, l'ultimo generale licenziato dal Pentagono è Chris Donahue, da 1 anno e mezzo comandante delle forze armate americane in Europa e in Asia. Donahue, 56 anni, ha gestito insieme con altri ufficiali la disastrosa ritirata dell'esercito statunitense dall'Afghanistan nell'agosto del 2021. Torniamo al vertice, la promessa per sopperire al ritiro parziale degli Stati Uniti, Macron e Meloni, noi americani più vicini, messaggio di Merz a Putin, è ora di trattare. E poi, insomma, questo vertice è stato anche l'occasione per salutare il premier britannico Starmer, che come sapete si è dimesso. Allora andiamo, no, visto che ci siamo, esauriamo questa parte del Corriere della Sera. Le lodi di Rutte non frenano Trump, nuovi attacchi ai paesi alleati, ancora Trump mi hanno deluso, poi complimenti a Erdogan e su Zelensky sta andando bene. Allora, questo è Rutte. Trump va allo scontro con i suoi senatori per la legge sulle elezioni e minaccia anche le società petrolifere, abbassate i prezzi. Nei sondaggi, dice il Corriere, Trump è in difficoltà, solo un americano su 4 crede che sia valsa la pena di fare questa guerra. Ok, adesso possiamo andare al piccolo, perché c'è subito nelle prime pagine la questione Kersko.
Allora, regione Inkersco, politica divisa su fattibilità e rischi, Federica resta cauto, Scocimarro contrario, la Savino è invece più, come dire, più favorevole, mettiamola così. C'è stata una nota appunto del segretario regionale di Forza Italia e sottosegretario all'economia. Dice: affrontiamo la questione senza pregiudizi. Questa presa di posizione di Sandra Savino riguarda appunto la possibilità che la Regione possa essere coinvolta nello sviluppo ulteriore della centrale. Vediamo il servizio. Il tema sollevato dal presidente di Confindustria Alto Adriatico Michelangelo Agrusti merita approfondimento. Avviare una interlocuzione con la Slovenia per valutare un possibile coinvolgimento del sistema regionale nello sviluppo della centrale di Krško, anche in chiave di approvvigionamento energetico stabile a costi sostenibili, è spunto concreto in un ragionamento più ampio sulla sicurezza energetica del Friuli Venezia Giulia e del Nord-Est. È una questione che non può essere affrontata con slogan o pregiudizi ideologici, ma richiede un'analisi seria, tecnica e politica. Lo scrive in una nota il sottosegretario all'economia e segretario di Forza Italia in Friuli Venezia Giulia Sandra Savino, in merito al possibile coinvolgimento della regione. Savino osserva che il Friuli Venezia Giulia vive da decenni accanto a una realtà nucleare a pochi chilometri dai propri confini e che il nucleare può rientrare in una riflessione pragmatica su sicurezza degli approvvigionamenti, sostenibilità dei costi e competitività del sistema produttivo. In regione, una delle aree industriali più importanti del paese, costo dell'energia, continuità delle forniture, possibilità di programmare nel lungo periodo, scrive ancora Savino, non sono questioni astratte, ma condizioni essenziali per difendere lavoro, investimenti e competitività. Quindi il Friuli Venezia Giulia può diventare una piattaforma avanzata di sicurezza energetica, cooperazione industriale ed integrazione europea. Il rapporto con la Slovenia, conclude Savino, e con l'area centro-orientale non va letto soltanto in chiave di confine, ma come leva strategica per rafforzare il ruolo della regione nelle grandi reti energetiche, logistiche e produttive del continente. Allora, ancora Corriere della Sera, tra un po' cominceremo anche ad approntare il collegamento con la sala operativa della Polizia Locale. Torniamo appunto, dicevo, al Corriere della Sera perché ancora c'è politica estera. Israele, non lasciamo il Libano. Nuovo scontro sulle ispezioni ai siti nucleari in Iran. Netanyahu: non chiesi permesso a Trump su Teheran. Rubio è arrivato nel Golfo. Il regime degli Ayatollah smentisce appunto l'AIEA, questione da risolvere solo con il patto finale. Sensori, sigilli e controlli da remoto, come funzionerà la caccia all'uranio. L'allarme degli oppositori: c'è un secondo sentiero per arrivare alla bomba. E qui parliamo dell'ondata di caldo. 5 morti e blackout, disagi nelle scuole per la maturità. Il picco previsto nel weekend. In Spagna 108 vittime, in Francia gli annegati salgono a 42, uffizi condizionatori fuori uso, stop alla vendita dei biglietti, esami di maturità, allarme di professori e famiglie. Mi permetto di sottolineare come tutte queste questioni, per esempio anche questa del caldo per quanto riguarda gli esami di maturità, come posso dire, rischia di distogliere un pochettino l'attenzione per quanto riguarda altri problemi che sono evidenti e che bisognerebbe affrontare una volta per tutte. Non dico altro: chi sta avendo, chi in famiglia ha un figlio che affronta l'esame di maturità sa a che cosa mi riferisco. Allora, al pronto soccorso tra malori e anziani soli, questo è il resoconto di un pomeriggio al Policlinico di Milano. AFA dalle regioni, lo stop al lavoro tra le 12 e le 16, c'è stato un summit al Ministero. Allora, siamo collegati con la sala operativa della Polizia Locale, nella fattispecie ci attende il commissario De Grassi. Buongiorno.
Sì, buongiorno Bosazzi, a lei e tutti quanti in ascolto. Cosa ci racconta? Notte tutto tranquillo? Ma diciamo un paio di incidenti stradali, fortunatamente con soli danni materiali, uno in via Cadorna e uno in Moglio Fratelli Bandiera, tra sera e notte, adesso non so esattamente gli orari, comunque niente di particolare, per il resto solamente interventi di routine da parte delle nostre pattuglie serali e notturne. Per quanto riguarda il momento attuale, tutto tranquillo, da quanto posso vedere dalle telecamere, il traffico abbastanza scarso, si intensificherà un po', adesso sono finite le scuole, ma comunque ancora per tutto giugno c'è abbastanza movimentazione di persone, anche merci. Ricordi i lavori in via commerciali che possono provocare rallentamenti nelle zone adiacenti. Ricordo che è chiuso il tratto tra Piazza Casali e via Sant'Anastasio, che è percorribile in salita fino alla fine, fino a via Commerciali, contrariamente a quanto succedeva fino a pochi giorni fa. Sono stati tolti i paletti, perciò da Piazza Libertà si può salire la via Sant'Anastasio per percorrerla e andare verso Opicina. In contrario, scendendo da Opicina, da Commerciale, bisogna girare, l'ultima svolta possibile è quella in via Pauliana. Galleria Carso sempre chiusa in direzione di Trieste, perciò anche lì attenzione, ci potrebbero formare delle code soprattutto sulla GVT in corrispondenza dell'uscita antecedente e anche magari al BVH. Sono segnalati, vista anche la concomitanza di movimentazione di turisti. Mi segnalano anche sgomberi nave sulle rive, perciò attenzione, ci sono i divieti. Un corteo funebre alle 10:40 che dovrebbe partire da via Valmaura e recarsi verso il cimitero, penso dalla chiesa di via Valmaura, perciò potrebbero esserci dei rallentamenti di traffico. C'è ancora il Triskel fino al 28 di giugno a San Luigi e Ferdinandeo, anche là viene chiusa la Marchesetti in salita verso le ore 19. Niente, a questo punto, preparandoci anche domani che dovrebbe iniziare i lavori di realizzazione della rotonda in zona Doda dal Viano Altiforni, per i noti lavori vi saluterei. Grazie commissario De Grassi, buona giornata e buon lavoro. Grazie, un saluto a tutti. Logicamente noi ci sentiamo dopo alle 13:20 con la polizia locale, sperando che non ci sia necessità di comunicazioni precedenti. Allora, eravamo fermi al Corriere della Sera, torniamo al piccolo e passiamo a sempre questioni che riguardano energia ed altro. Anche il piccolo si occupa del vertice A5 a Berlino, rafforzare il peso dell'Europa nella NATO, e poi ci sono le questioni che riguardano appunto Rutte e Trump. Allora, qui adesso parliamo di questioni che riguardano l'attualità. Gianni Alemanno è libero e rilancia il patto con Vannacci. L'ex sindaco di Roma ribadisce l'impegno in futuro nazionale. C'è una stoccata alla Meloni, dovrebbe chiamare per l'alleanza. La stima per il 2027 è positiva, si può superare il 10%. Allora, il piccolo ricostruisce con uno schema anche la parabola di Alemanno. Allora, nel 2014 perquisizione domiciliare, iscrizione nel registro degli indagati. L'accusa iniziale fu di concorso esterno nell'associazione di stampo mafioso e corruzione. Nel 2017 i PM chiesero e ottennero l'archiviazione per l'associazione di stampo mafioso, a cui si aggiunse il finanziamento illecito e il traffico di influenze. La vicenda riguardava lo sblocco dei pagamenti EUR SPA. Nel 23 condanna a 1 anno e 10 mesi, nel 25 ad Alemanno furono concessi lavori socialmente utili, ma dopo aver violato le regole sulla misura dei servizi sociali finì in cella a Rebibbia nella notte di Capodanno.
Emerso dagli atti che Alemanno nel corso del 2024 si sarebbe visto in più occasioni con l'ex avvocato Paolo Colosimo, condannato in via definitiva nel 2018 a 4 anni e 6 mesi nell'ambito del procedimento nato dall'inchiesta sul caso Fastweb. In quel periodo Alemanno aveva anche fondato il movimento politico Indipendenza, di cui era il segretario. Allora, Villa Certosa, sì, è quella in Sardegna, venduta per 350 milioni, la residenza estiva comperata dalla famiglia reale Al Thani del Qatar, in futuro forse un resort. Salvini rinvia la sfida leghista, niente vertice a Mogliano, mercoledì, la prossima settimana a questo punto, nuovo tavolo a Roma, slitta l'intervento in Veneto. Per il ruolo di coordinatore Federica o il capo degli enti locali del partito Locatelli. Federica ancora, ripartiamo dai territori, e poi c'è un altro leghista, ormai ex, che va in Futuro Nazionale. Si tratta dell'ex Danilo Narduzzi, che era già esponente della Lega nel Friuli Venezia Giulia e anche fu assessore all'agricoltura nella prima giunta guidata da Renzo Tondo. Qui il piccolo anticipa, dove il Corriere della Sera se ne occupa nella pagina degli spettacoli. Aria di addio per Sciarelli, Movimento 5 Stelle così si smantella Rai 3, la conduttrice verso la rottura dopo 22 anni di conduzione di Chi l'ha visto. Il contratto scade a fine luglio, via anche Massini, chiusura a riserva indiana, animi accesi in commissione di vigilanza con accuse a Tele Meloni. Qui siamo alla pagina di Istria. Chiedo scusa, Quarnero e Dalmazia, in vendita Ragusa, Villa Bonda, Maestrorovic, gioiello del Cinquecento, la Slovenia compie 35 anni, pesano gli sgarbi istituzionali ed è senza la fiducia il governo in Romania. Allora, anche qui si parla del caldo e però si parla anche dell'omicidio di madre e figlio, spara col fucile, una liberazione dopo il gesto, ha atteso i carabinieri seduto sul muretto, il figlio lanciò sui social accuse gravi al padre anni fa, brutto pensare che ti preferisca morto piuttosto che gay. Andiamo a vedere come il Corriere della Sera si occupa del caso, poi dopo eventualmente su questo torneremo. Eccolo qua. Allora, uccide la moglie e il figlio, Mirko scrisse sul padre, per lui meglio morto che gay. L'arrestato ha detto, è accaduto a Lido di Camaiore, mi sono liberato di loro, secondo i vicini gli scontri in casa erano frequenti e la madre si schierava spesso con il ragazzo. Il movente sarebbe appunto l'incapacità da parte dell'uomo di 63 anni di accettare l'orientamento sessuale del figlio. I tormenti del 24enne, la vita con me è dura, agli amici aveva detto di voler cambiare sesso, poi il sindaco, un caso che lascia attoniti, lascia veramente attoniti, perché insomma nel 2026 certe cose dovrebbero essere insomma, superate, insomma non dovrebbero nemmeno esistere. Dunque, Lega, gli attriti sul ritiro saltato, torniamo indietro nelle pagine del Corriere della Sera, i malpancisti temono lo statuto. Difficile un'azione contro Salvini, il meme tra militanti dissidenti, a Pontida se c'è lui non vado. Qui c'è anche una tabella, insomma, anche se non è corretta, di quelli che starebbero con Salvini e di quelli che starebbero con Zaia.
fra cui anche Federica. Vedremo come andrà a finire. Intanto vedremo come andrà a finire con la pubblicità. È l'ora del primo blocco, ci vediamo subito dopo. Rientriamo in studio, c'è una segnalazione che riguarda via Commerciale, nella fattispecie la circolazione su via Pauliana in direzione stazione. Dovrebbero esserci vigili urbani che controllano il primo tratto. I motorini, per non aspettare, passano sui marciapiedi con il pericolo di falciare i pedoni grandi e piccoli. Stava per accadere ieri pomeriggio, alle nostre proteste, parolacce e gestacci, questo scrive la signora Tiziana. Allora, torniamo al Corriere della Sera, siamo sulla questioni che hanno a che fare, diciamo così, con la politica, anche insomma questa è più una spigolatura. Villa Certosa passa ai reali del Qatar, a Fininvest verseranno 350 milioni, a Villa Certosa si collega questa foto ormai storica di Berlusconi con Galliani, Emilio Fede e Fedele con Falonieri e altre immagini di un tempo che fu. La reggia ecosistema dove Berlusconi stupiva, da Bush a Blair e Putin, i summit in vacanza. Legge elettorale, norma anti-Vannacci, sì in commissione al testo, nuove regole sulle firme per le liste, servono per il Fronte Nazionale, non per Azione e altri partiti, e anche qui Alemanno torna libero, la catenina, i cori, gli abbracci, poi va a cena con il generale. Il campo largo, la sfida interna, come si sceglie un premier, la saga del centro-sinistra, dai gazebo a chi è meglio. Con il metodo regionale di Conte la coalizione ha il quarto modello, non ci può essere un blocco, dice Graziano Del Rio, sull'immigrazione dobbiamo proporre delle soluzioni. Emiliano sarà consulente al Senato, ok dal CSM all'incarico senza toga. La difesa di Sanchez in Parlamento, mia moglie è innocente, non mollo, il premier spagnolo attacca la destra, crea un'immagine di corruzione diffusa che non esiste. Sanchez però scarica i suoi collaboratori più stretti, condannati a 24 e 19 anni di carcere. Poi l'effetto Mannami travolge lo status quo delle primarie democratiche, a New York trionfano 3 alleati del sindaco, segnale ai centristi, Trump comunisti. Mi sembra anche che ci sia stata, adesso però non ho capito se in queste consultazioni o altre, perché è stato sconfitto, se ho capito bene dove correva, il nipote di Kennedy, e quindi da qualche parte dicono il brand non funziona più. Allora, avanti sempre con il Corriere della Sera, qui ci siamo già stati. Le sorelline chiedono il silenzio, le ragazzine e l'assistente sociale, basta con le TV, e il sindaco dice di tutelarle. Il padre svela che a fine maggio aveva visto la figlia maggiore, un incontro con abbracci e pianti. La famiglia di Regeni in aula, fare giustizia di uno scempio per tutelare tutti gli italiani. Poi c'è un'intervista con Noà. Benigni mi suggerì De Laurentiis, così cantai alla festa del Napoli, gli artisti prendano posizioni, non concordo con De Gregori. Allora, qui siamo arrivati alle pagine di commenti del Corriere della Sera, che ci consente di andare avanti direttamente con il piccolo. Federica si schiera, social e smartphone vietati agli under 14. A Roma ieri c'era la presentazione del report sulle dipendenze del nostro paese,
e il Presidente della Regione si è espresso in maniera molto forte per quanto riguarda le dipendenze digitali. Vi proponiamo 2 momenti del suo intervento. Avete visto prima i numeri per quanto riguarda le dipendenze digitali. Personalmente mi preoccupano molto, se mi permetti Alfredo, è una mia visione personale, non da qualità di Presidente della Regione, però penso che in questo momento alle famiglie italiane sarà dare un messaggio forte, perché non ci si rende conto con tutto l'amore che si prova per i propri figli, però del rischio delle dipendenze digitali. Io non penso che i divieti siano la soluzione, ma penso però che possono essere uno strumento comunicativo importante, soprattutto in un momento iniziale in cui si affronta il tema. Se me lo chiedi, io sono favorevole al divieto per gli smartphone per chi ha meno di 14 anni, non dei social. Perché lo smartphone influisce non soltanto sull'attività dei social, ma sul gaming. Voi pensate che il gaming, la dipendenza dal gaming sia per chi si mette davanti alla PlayStation, qualcuno sì è. Però è tantissimo perché si utilizza lo smartphone che è disponibile al bambino dappertutto, in qualsiasi luogo, 24 ore al giorno. Ho la piena consapevolezza che non è che diciamo vietiamo gli smartphone ai meno di 14 anni, chi ha meno di 14 anni non vedrà mai più uno smartphone, perché può andare a casa d'altro, però lanciare un messaggio forte alle famiglie sulla pericolarità di uno strumento molto potente, su cui ancora non ha la capacità di utilizzarlo, dal mio punto di vista è importante. Stessa pagina del Piccolo, diritto allo studio, domande dal 15 luglio per alloggi e sussidi, presentati nuovi bandi anche per gli studenti degli ITS. Vediamo anche in questo caso il servizio relativo alla conferenza stampa che si è svolta appunto ieri. No, aspetta. Tranquillo, tranquillo. Sono stato un po' veloce, è il servizio relativo alla presentazione anche di altre iniziative che riguardano il diritto allo studio, che sono state illustrate dall'assessore regionale all'educazione Alessia Rosolin. È pronto il servizio. Da ieri sono online i bandi per l'accesso ai benefici del diritto allo studio universitario, borse di studio e alloggi fondamentalmente, oltre a tutti gli altri interventi che vengono messi in campo, che si apriranno dal 15 luglio. Destinatari sono gli studenti universitari e in maniera strutturata da quest'anno gli studenti del sistema ITS. Ammontano oltre 45 milioni di euro le risorse stanziate dalla Regione per sostenere il diritto allo studio universitario. Su molti capitoli il finanziamento è addirittura raddoppiato negli ultimi anni, così come si è ampliata la platea dei beneficiari, comprendendo anche gli studenti degli ITS, per i quali esce un bando dedicato. Sono 45 milioni di euro con i quali vengono garantite borse di studio, una platea sempre più ampia di beneficiari e posti alloggio che riescono a coprire un'alta percentuale degli studenti frequentanti il nostro sistema universitario, a fronte di un aumento dei numeri dei posti letto e di un aumento delle risorse che vengono erogate a supporto dell'affitto di un alloggio. È bene dunque consultare il sito per le singole scadenze dei bandi ai quali si può fare richiesta a partire dal 15 luglio. Si parla di borse di studio per le quali quest'anno sono stati investiti 37 milioni, ma anche di servizi e contributi per gli alloggi, il tutto coordinato da Regione e Ardis. Per gli studenti con disabilità è prevista una maggiorazione di circa il 30% degli aiuti. L'inserimento degli studenti ITS per noi è stato fondamentale, credo siamo la prima regione a farlo in maniera strutturata per garantire che l'alta formazione del post diploma risponda alle esigenze anche di questa nuova forma di alta formazione e di alta istruzione che sta prendendo piede in maniera importante anche sul nostro territorio regionale. Allora, siamo adesso arrivati alle pagine di Trieste del Piccolo. Lo spacciatore delle scuole a 15 anni incastrato dal fiuto del cane Conan, poi entra in tribunale con il coltello, fermato dai militari e denunciato. Occupiamoci di questo, vi facciamo rivedere il servizio che abbiamo messo in onda ieri. Vado un po' troppo veloce probabilmente, chiedo scusa alla regia e ai telespettatori. Dov'è? È il quarto. Servizio in tribunale armato di coltello.
È entrato in tribunale con un coltello nascosto nel marsupio. L'uomo però è stato individuato e disarmato. È successo nella tarda mattinata di ieri, ma la notizia è emersa solo nelle ultime ore. Non era ancora mezzogiorno quando un triestino di 32 anni, con precedenti di polizia e agli arresti domiciliari, si è presentato all'ingresso principale del Palazzo di Giustizia perché atteso a un'udienza. Come da rito ha dovuto mettere gli effetti personali sul rullo che fa passare gli oggetti sotto lo scanner e poi attraversare il metal detector. Appena passato, gli addetti alla vigilanza non hanno potuto non notare l'elemento sospetto e infatti dentro il marsupio il 32enne custodiva un coltello a lama lunga. Subito sono stati allertati i carabinieri, quelli già in servizio in procura. I militari dell'Arma hanno individuato il giovane e sequestrato il coltello. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri di via Ermet che ha portato il 32enne in caserma. L'uomo è stato denunciato per porto abusivo d'arma. Migranti, più arrivi ma meno richieste di asilo o protezione. Nel 2026 i profughi giunti a Trieste sono cresciuti del 46%, meno di un terzo decide però di restare sul territorio. Le ONLUS, numeri gestibili, l'accoglienza viene negata. Sono i dati che sono stati resi noti da appunto le ONLUS che si occupano dei migranti nell'occasione della giornata mondiale del rifugiato. Dobbiamo registrare una pessima gestione istituzionale che sembra non cambiare mai a fronte di un aumento netto degli arrivi. Nonostante i controlli rafforzati ai confini, nell'ultimo anno gli arrivi dei richiedenti asilo a Trieste attraverso la rotta balcanica sono aumentati, così dal report presentato dalle associazioni che si occupano di accoglienza nel capoluogo della regione. Tale aumento però non si traduce in una maggiore presenza di cittadini stranieri sul territorio, sono molti coloro che non rimangono a Trieste. Quello che vediamo ad esempio è che rispetto all'anno scorso, nello stesso periodo di tempo considerato, cioè i primi 5 mesi da gennaio a maggio, c'è stato un aumento del totale del numero degli arrivi del 46%, ma attenzione, il dato che è interessante per la nostra città e per le responsabilità anche istituzionali che ha la nostra città è che invece soltanto il 28% delle persone ha espresso l'intenzione di rimanere a Trieste, contro un 51% dell'anno scorso nello stesso periodo di tempo considerato. I controlli alla frontiera non sono dei motivi che spingono le persone a non migrare più, a non spostarsi più, le cause sono ben più profonde, ben più strutturali, l'abbiamo detto più volte. Se parliamo di Trieste sono circa 1200 persone nell'arco di questi 5 mesi, quindi 240 persone al mese, quindi 8 persone al giorno. Una questione più che gestibile, sottolineano le associazioni, che quindi non giustificherebbe le lunghe code di migranti fuori dalla questura in attesa di veder regolata la propria posizione. Viene dunque denunciata una mala gestione da parte di chi dovrebbe tutelare i richiedenti asilo e i minori stranieri non accompagnati. Le prassi legittime presso la questura continuano, magari cambiano, ma sono sempre estremamente problematiche. Abbiamo tempi di attesa di settimane per accedere alla procedura, nel frattempo le persone sono abbandonate in strada. I minori si fermano, sono in transito, che sono una categoria che andrebbe comunque tutelata in qualsiasi momento del passaggio del percorso migratorio, invece vediamo come sempre meno minori si fermano qui. Questo a causa anche di un atteggiamento che abbiamo monitorato molto esplicito da parte della questura, che punta a scoraggiare le persone a fare domande d'asilo qua, compresi i minori. Allora, vi ricordo, non l'ho detto quando siamo rientrati dalla pubblicità, che gli ospiti che saranno accanto a me sono Giulia Massolino, consigliera regionale del Patto per l'Autonomia, esponente di Adesso Trieste, e Stefano Bernobic, capogruppo della Lega in Consiglio Comunale. Ieri c'è stata il primo appuntamento, dai, chiamiamolo così, di Insieme. Insieme sapete che è il progetto dell'assessorato comunale alle politiche sociali rivolto proprio alla rete che si occupa del sociale nella nostra città, un progetto che cresce, che si articola in più appuntamenti. Ieri c'è stato quella che si può chiamare gli stati generali del sociale in città. Possiamo a questo punto vedere il servizio.
Noi accogliamo qualsiasi rilievo, perché qualsiasi rilievo, veramente qualsiasi, può portare un contributo a tutti noi, davvero qualsiasi rilievo. L'assessore comunale alle politiche sociali Massimo Tognolli respinge così al mittente, nella fattispecie il consigliere comunale PD Rossana Pucci, le accuse di concentrarsi troppo sugli eventi che compongono il progetto Insieme. Insieme che oggi ha visto il primo degli appuntamenti attorno ai quali è strutturata l'edizione 2026-2027, ovvero gli stati generali dei servizi sociali del Comune di Trieste, un evento cui hanno preso parte tutte le realtà che a vario titolo compongono la rete sociale cittadina e che si è focalizzato su un tema che sembra specifico, ma che in realtà è piuttosto onnicomprensivo: la forza delle generazioni, insieme per la longevità attiva. Il tema anche delle persone anziane riguarda in realtà tutte le generazioni e siamo davvero forti se tutti insieme concorriamo a risolvere o a provare a risolvere quelli che sono i temi delle singole generazioni. Uniti insieme siamo una forza. Se parliamo di generazioni che si incontrano, occorre davvero investire anche sul volontariato dei giovani e dunque in un'alternanza scuola-volontariato che alcune scuole recepiscono anche come davvero una risorsa, altre fanno un po' più fatica. Un tema dunque sfaccettato che incrocia progetti, realtà, inclusione e welfare. La riforma della disabilità ci ha permesso di essere il motore centrale del riconoscimento dell'invalidità civile, quindi a maggior ragione abbiamo garantito, pur nelle differenze di ruoli e competenze, un percorso di autonomia, un percorso di inclusività e un percorso di prossimità per i soggetti fragili. Fra gli interventi, quello del professor Guido Sanguinetti, incentrato sull'intelligenza artificiale, declinata, come accade da tempo, quale strumento per l'assistenza agli anziani. Adesso ci sono delle opportunità maggiori, nel senso di poter creare delle interfacce molto più usabili e fruibili, per esempio nei rapporti con la pubblica amministrazione, con le banche, eccetera, che mettono spesso in difficoltà gli anziani, in quanto la pubblica amministrazione e le banche vanno avanti con la digitalizzazione, come è giusto che sia, però lasciano indietro delle persone. Allora, facciamo un salto sul Corriere della Sera per la questione Chi l'ha visto. Sciarelli lascia Chi l'ha visto, lo dà il Corriere della Sera, lo dà per certo. La RAI: ragioniamo su altri progetti, polemica sullo stop a Carofiglio e Bollani, Massini: su di me cecchinaggio politico, perché non sono stati confermati per esempio i conduttori Sara Zambotti e Massimo Cirri di Caterpillar, il programma di Stefano Massini Riserva Indiana, il talk di Carofiglio di Lemmi e soprattutto, verrebbe da dire, Via dei Matti numero 0, che è il programma di Stefano Bollani, che era molto, molto interessante e particolare. C'è una ricostruzione anche dei 22 anni di Sciarelli alla guida di Chi l'ha visto, e poi ci sono le pagine di cultura, cioè le pagine delle recensioni, per arrivare poi allo sport, che adesso vi facciamo vedere. Girone vinto dalla Svizzera sul Canada, Bosnia terza, cosa avremmo combinato? Il fantasma Italia è il titolo di questa riflessione, la Coppa senza azzurri, un danno sotto vari aspetti, chissà qualche notte magica l'avremmo vissuta, però allora qui si può fare, no? Se qualcuno avesse le ruote sarebbe un carretto. Brasile in volo, Ancelotti batte la Scozia, il gruppo C è suo, Vinicius scatenato segna una doppietta, arriva anche l'atteso debutto di Neymar. Il Marocco va avanti, poi Ronaldo il guanto di sfida a Messi, una meraviglia affrontarlo, potrebbe accadere, ma Ronaldo avverte: non parlatemi degli altri quando ci sono io. E i due non si sono mai sfidati in un mondiale. Ecco, attenti qua, il narcisismo, la sua forza, la sua condanna, scrive appunto Aldo Cazzullo, che ha addirittura inviato negli Stati Uniti. Qui invece si parla di calcio nostro,
delle squadre italiane. Poi Sinner, il sorriso ritrovato, dopo Parigi sono cambiato, vittoria per Sinner in esibizione sull'erba, e anche a Londra però c'è caldo. Siamo arrivati alla fine del Corriere della Sera, storia al bivio, pedagogia dei sentimenti a buon mercato. Aldo Grasso se la prende in maniera piuttosto pesante con Monica Sette, che è la conduttrice di questo programma, che è un'intervista a personaggi della politica, della cultura e dello spettacolo, il che ci consente di tornare al piccolo. Per quanto riguarda, oggi c'è al Teatro Verdi una serata dedicata ai 100 anni dello studio Gortan. Muggia, con l'avanzo di bilancio, Muggia investe 2 milioni sulle infrastrutture. Ieri c'è stata una conferenza stampa dedicata appunto alle variazioni di bilancio. La conferenza stampa è stata tenuta dal sindaco Polidori e da altri componenti la giunta. Vediamo alcune delle risoluzioni in questa intervista proprio con il sindaco Polidori. Ammonta a 2 milioni di euro la cifra che il Comune di Muggia ha propria a disposizione a seguito dell'avanzo di bilancio e che l'amministrazione Polidori impiegherà secondo quanto illustrato stamani durante una conferenza stampa. È una mano al territorio, ma per quanto riguarda la manutenzione, la messa in sicurezza e quindi tutta la parte che magari si vede di meno in certi casi, ma che comunque dà risalto e darà ancora più sicurezza a tutta la cittadina. Questa, spiega il sindaco, la ratio nella distribuzione dei fondi, la parte più consistente dei quali sarà destinata ad interventi su strade e viabilità, 400.000 euro. Nello stesso filone vanno anche il termine di opere come la rotatoria dell'Ospo, con una scritta veramente finalmente di benvenuto, diciamo così, generico. Dopo vedrete quale sarà il progetto, ma che sarà molto bello per quanto riguarda appunto l'accoglienza ovviamente che la cittadina dovrà offrire sia ai turisti ma anche ai cittadini di Muggia, e altre rotatorie importanti sul territorio dove sono state anche interessate delle grosse aziende proprio per compartecipare al nostro investimento. Per gli impianti sportivi, che riguardano soprattutto lo stadio Zaccaria e il Palasport di Aquiligna, saranno impiegati 316.000 euro, laddove una posta è conseguenza diretta dei lavori sul torrente Fugnan. 90.000 euro di progettazione per quanto riguarda tutta la riqualificazione urbana e l'arredo urbano della zona che in questo momento è interessata dai lavori del Fugnan, da Largo Caduti fino a Piazza Repubblica. Gli interventi però riguardano anche la cultura, al Teatro Verdi, al Museo Carà, ma non solo. C'è un calcolo di una statua di Negresì, un calcolo in gesso, che è messo lì, anche buttato là quasi con rischi di compromissione appunto di quell'opera, e abbiamo stanziato 35.000 euro per farne un calcolo in bronzo proprio da mettere in bella mostra davanti al sagrato della chiesa di San Francesco. Allora, sulle pagine delle lettere del piccolo ancora non si è estinta, diciamo così, la polemica per quanto riguarda diciamo, quello che il piccolo chiama valzer delle parrocchie, e ci sono 3 lettere in tal senso. Per quanto riguarda invece la pagina della cultura e degli spettacoli, anche il piccolo sottolinea una nuova produzione della Contrada che va in scena questa sera alle 21, anche domani, nel giardino del Museo Sartorio. Lo spettacolo si chiama El passeggero di Mandas e Sarabel ed è un omaggio a Carpinteri e Faraguna. Carpinteri e Faraguna, sapete, sono... Come definire Carpinteri e Faraguna? I grandi narratori della città, i grandi custodi di una certa triestinità, di una certa istroveneticità, adesso mi rendo conto che il termine sia orribile, e giustamente insomma si sta cercando di riparlarne. Andiamo ancora siamo sempre in cultura e spettacoli.
c'è una intervista con Vasco Rossi, La libertà e il futuro, il vero rischio per il mondo è farsi fregare dalla paura. Direi che possiamo chiudere questa prima parte di Sveglia Trieste in attesa di Giulia Massolino, consigliera regionale del Patto per l'Autonomia e Adesso Trieste, facendo il punto sull'assemblea di Autostrade Alto Adriatico che si è tenuta ieri, dopodiché andremo direttamente in pubblicità. Utili pari a 38 milioni di euro, fatturato pari a 236 milioni. Autostrade Alto Adriatico ha approvato il bilancio consuntivo durante l'assemblea dei soci, presenti il consiglio di amministrazione presieduto da Marco Monaco e l'assessore regionale alle finanze Barbara Zilli. Zilli, discorrendo a margine con la stampa, ha evidenziato un dato a suo dire fondamentale, percepito fra l'altro da tutti. Nonostante gli investimenti importanti, infatti Autostrade Alto Adriatico non è intervenuta sui pedaggi. Continua ad essere appunto sfidante rispetto ai pedaggi che rimangono invariati fino al 2029 e questo è un risultato assolutamente riconducibile al Presidente del Consiglio di amministrazione, a tutti i componenti e alle maestranze, cui va il ringraziamento dell'amministrazione regionale. Fra l'altro, ha sottolineato l'assessore, le ricadute sul territorio dell'impegno della controllata sono una riprova ulteriore dell'efficacia dell'autonomia regionale e in tal senso, operando bene, mettendo in campo le competenze tecniche e le capacità di gestire ingenti risorse economiche, Autostrade Alto Adriatico guarda con la serenità necessaria ai prossimi impegni economici che Zilli sottolinea non sono da poco. Abbiamo investimenti per 1 miliardo di euro nei prossimi 5 anni, un valore assoluto per questa realtà che continua ad essere una realtà pubblica per la gestione della nostra rete autostradale con un impegno finanziario e di competenze importante che però sta dando dei risultati molto, molto buoni sul territorio, quindi come un esempio di autonomia, un esempio anche di servizio ai cittadini. In definitiva dunque la solidità finanziaria e le potenzialità della società confermano Autostrade Alto Adriatico quale eccellenza strategica per la regione. Allora, siamo in compagnia, come annunciato, di Giulia Massolino, consigliera regionale del Patto per l'Autonomia ed esponente di Adesso Trieste. Grazie per essere tornata nei nostri studi. Abbiamo Grazie a voi e buongiorno a tutte e a tutti. Parecchi argomenti di cui occuparci. Io direi però, insomma, non si può fare a meno di soffermarsi giusto un attimo sul caldo, anche perché, se non ricordo male, Adesso Trieste è da tempo, come dire, impegnata nel, come posso dire, nel far capire l'importanza di queste aree, chiamiamole aree d'ombra, adesso non so esattamente. Sì, il termine tecnico è rifugi climatici. Rifugi climatici. Sono stati implementati in moltissime città, prima chiaramente nella zona di Barcellona, che sta avendo a che fare prima di noi con queste ondate di calore che saranno sempre più frequenti e impattanti a causa dei cambiamenti climatici. L'ondata di calore che stiamo vivendo in questo periodo, ma che sono ormai note, nel senso che anche l'altro anno c'è stato un giugno particolarmente devastante, sono ormai diventata più che un'emergenza ambientale, un'emergenza sanitaria. L'OMS stima 200.000 morti in Europa attribuibili al cambiamento climatico. Ed è, cioè, insomma, dovrebbe essere una cosa che ci mette d'accordo tutti fondamentalmente, e soprattutto è ora di smetterla di guardare la transizione come a una cosa per ricchi, perché in verità è proprio la non transizione che crea delle disuguaglianze sociali gigantesche. Quindi le persone che hanno più difficoltà ad avere a che fare con le ondate di calore sono quelle che non hanno l'aria condizionata a casa, non hanno una casa energeticamente efficiente, oppure hanno magari l'aria condizionata ma non possono permettersi la bolletta per tenerla accesa. Vivono in periferie sempre più cementificate. Avevamo denunciato anche appunto il saldo negativo degli alberi da parte della giunta
di piazza degli ultimi 10 anni di amministrazione di piazza c'è stato un saldo negativo di migliaia di alberi, e questo è drammatico in un'epoca in cui ci rendiamo conto che più cemento abbiamo, più questo comporta delle isole di calore che poi restituiscono il calore anche nelle ore notturne, peraltro, comportando anche difficoltà a dormire, ma soprattutto comportando grossi problemi di salute nelle popolazioni, nelle fasce più fragili della popolazione. E c'è anche poi l'aggiunta della questione del superamento dei limiti di ozono. Anche in questo caso, scusate, faccio un passo indietro, per affrontare queste cose indubbiamente serve una città più verde, quindi vedere il verde non come un fastidio da dover gestire, un costo extra, eccetera, ma vederlo come un'infrastruttura di salute pubblica indispensabile. E deve essere, ormai bisogna cambiare questa prospettiva, e quindi invece di abbattere alberi come fanno purtroppo continuamente le nostre amministrazioni, dobbiamo piantarne, e molti di più, in aree strategiche. Cioè quello che ad esempio il Largo Sonnino non è accettabile. Alla fine di Viale D'Annunzio, che hanno praticamente fatto una distesa di cemento, quello non è più tollerabile in questo periodo storico. E costruire una mappatura e una rete di quelli che vengono appunto definiti rifugi climatici, quindi aree verdi con disponibilità di acqua, dove le persone possano anche incontrarsi e stare insieme, quindi si tratta anche di un presidio sociale. Ricordiamo che i nostri giardini pubblici chiudono alle 7, 7 e mezza di sera in estate, quando fa ancora caldissimo. Allora estendiamo l'apertura dei giardini in modo che le persone possano godere di un po' di verde quando non ci sono 80 gradi sul cemento, un piccolo accorgimento, ma appunto mappare questi presidi dove si possa, luoghi pubblici e gratuiti, dove si possa trovare refrigerio, anche pensiamo alle biblioteche, e informare la cittadinanza invitando le persone a recarsi in questi luoghi per difendersi dalle ondate di calore. Questo dovrebbe essere proprio l'ABC. A questo si aggiunge la problematica dell'ozono, siamo ormai, sta diventando un rituale questo dello sforamento dei limiti di ozono, che viene comunicato anche molto poco dal Comune di Trieste, nel senso che, ok, gli adempimenti, diciamo, standard sono fatti, nel senso loro fanno il comunicato sul sito, fanno il post su Facebook, però e su Telegram chi non legge il sito semplicemente non lo sa. Insomma, si poteva anche magari indire una conferenza stampa, ragionare su quali azioni mettere in campo, ma soprattutto quello che lascia atterriti da appunto la comunicazione del comune è che viene detto l'ozono è dovuto al meteo, però non è vero, perché l'ozono è un inquinante secondario, quindi viene prodotto a causa del meteo, quindi a causa degli irraggiamenti solari, eccetera, in presenza di inquinanti primari che sono traffico e industrie. Quindi se io pongo delle limitazioni al traffico o alle crociere, l'altra settimana nel pieno dello sforamento di ozono abbiamo avuto l'attracco di 3 crociere in un solo giorno, i fuochi d'artificio il sabato, cioè questo è veramente fregarsene della salute della cittadinanza. Peraltro appunto uno dice, ma mi dicono c'è l'ozono, cosa mi dice di fare il comune? Se sei in una fascia fragile, proteggiti. Come faccio a proteggermi? Se non posso stare a casa, se non ho l'aria condizionata, se magari faccio un lavoro per cui non posso stare a casa o stare in un luogo climatizzato. E questo è un problema di salute pubblica che va gestito come tale e va messo al primo posto la salute della cittadinanza. Non si può pensare che valga di più l'attracco di una crociera rispetto a una crisi respiratoria magari di una bambina o di un bambino asmatico. Su questa, diciamo, in questo quadro si inserisce anche, preciso, si inserisce in un certo senso anche, si inseriscono le file per la carta d'identità, no? Cioè, già la situazione è quello che è, e c'è anche questo problema. Mi viene da dire, peraltro adesso si capisce cosa vuol dire quello che denunciamo del fatto che le persone migranti fuori dalla questura fanno file, peraltro non solo i migranti, anche le persone che devono rinnovare il permesso di soggiorno, fanno delle file mostruose in condizioni meteo talvolta veramente difficili come queste, quindi stiamo sperimentando quello che in realtà denunciamo su un altro fronte da moltissimo tempo. Il problema delle file fuori dai centri civici è
è assurdo, è veramente inconcepibile in un'epoca moderna in cui esistono sistemi di prenotazione online, cioè costringere persone magari appunto anche anziane ad attendere fuori da un centro civico per ore con 40 gradi e sotto il sole è veramente un comportamento incredibile. Appunto gli strumenti ce li abbiamo e peraltro c'erano, cioè una volta si prenotava, prima, fino a poco tempo fa, si prenotava la possibilità di rinnovare la carta d'identità cartacea. Questo servizio è stato sospeso e non si capisce perché. Infatti il consigliere La Terza, il capogruppo di Adesso Trieste in Consiglio Comunale, ha presentato un'interrogazione chiedendo appunto la ragione di questa interruzione, ma chiedendo anche quali azioni si possano mettere in campo per evitare questo enorme disagio alla cittadinanza, ma anche alle dipendenti e ai dipendenti comunali, che comunque stanno chiaramente lavorando in una situazione di stress e tensione decisamente fuori luogo, insomma, e immotivata anche. Quindi ci chiediamo perché si sia creata questa situazione, insomma non doveva essere una sorpresa, e in ogni caso insomma se si estendano gli orari, si valuti un sistema di prenotazione, si valuti una serie di cose, perché abbiamo visto che appunto hanno chiesto una proroga, ma la proroga non è valida per l'espatrio. Siamo in una città a ridosso del confine, è impensabile che le persone siano confinate all'interno del confine italiano per un cavillo burocratico. Di buono c'è in questa situazione che le persone anziane oltre una certa età non devono rinnovarla la carta d'identità. Questa è una cosa nuova che almeno quello si è fatto. C'è una prima telefonata, buongiorno. Buongiorno signori, buongiorno i friulani e anche i tedesini. Allora, è un abuso, non lo so come dire. Uno giacca e cravatta e l'altra signora è signora sbracciata. Allora mettetevi d'accordo, ma fa caldo o fa fresco lì? Non so io. Grazie per aver telefonato, basta, perché insomma francamente se devo sentire queste stupidaggini no, proprio assolutamente no, e non chiedo neanche scusa a sto giro. Allora andiamo avanti. Sì, intanto desidero segnalare che nell'attraversamento pedonale di via Rossetti in prossimità di via delle Milizie è molto raro che qualche veicolo si fermi per far passare i pedoni. Ricordo che è obbligatorio farlo, stiamo parlando della fine proprio di via Rossetti in Largo De Gasperi? Sì, Piazzale De Gasperi. Quella è la zona. Allora, poi... Questo purtroppo è un male che non riguarda solamente quelle strisce pedonali là, purtroppo nel 99% dei casi purtroppo le auto non rallentano mai in prossimità, perché il codice della strada dice i veicoli devono rallentare in prossimità delle strisce e accertarsi che non ci sia qualcuno che vuole attraversare. E quindi questa è, confuta l'obiezione che spesso viene fatta: i pedoni si lanciano. No, sei tu che devi rallentare e verificare che non ci siano pedoni che devono attraversare. E questo non viene fatto mai, con litigi e insulti addirittura. A me capita spessissimo di attraversare via dell'Istria, là io mi prendo addirittura gli insulti se provo a passare dopo 5, 6, 7 macchine che passano senza fermarsi. E uno dice, faccio un passetto in strada per far capire che non voglio passare lì fino all'età della pensione, e insulti, cioè proprio ormai è una situazione di inciviltà che mi verrebbe da anche richiamare a un attimo di tranquillità. Cioè le nostre strade non possono essere giungle, anche perché abbiamo un problema di morti sulla strada devastante. In un anno nella nostra regione sono morte 15 persone investite da automobilisti sulle strisce pedonali. Cioè è un numero che dovremmo ritenere totalmente inaccettabile. 10 secondi in più non cambiano una vita, invece uccidere una persona cambia la vita sia della famiglia della persona che è morta e chiaramente della persona che non c'è più e che ha perso tutti i suoi sogni, i suoi progetti, che anche di chi ha commesso il gesto, perché adesso insomma con l'omicidio stradale non si va più tanto sulla sottile, quindi bisogna anche stare attenti che per risparmiare 10 secondi non si perda poi anni in processi e in conseguenze penali. Quindi io inviterei tutti anche a stare, avevamo fatto anche degli ordini del giorno proprio per fare delle campagne di comunicazione contro l'aggressività stradale, perché al di là di tutto c'è un'aggressività sulle nostre strade
Sembra, cioè, uno per uscire di casa sembra debba andare in guerra, cioè, tutti più calmi, non succede niente, insomma, no? Abbiamo la prossima telefonata, buongiorno. Sì, buongiorno a lei. Volevo fare riferimento ai passaporti, le varie attese e tutto. Allora, grazie alla signora che ha fatto anche una visione per quanto riguarda i blocchi che hanno gli immigrati davanti alle questure e non solo. Ricordo che negli Stati Uniti sono almeno 30 anni, perché noi siamo di solito indietro su tutte le situazioni almeno 30 anni, che fanno il passaporto alle poste e oltretutto in posta tu puoi fare il passaporto domenica sera fino alle 11, ok? Se non hai la fotografia ti fanno la fotografia in posta e il costo del passaporto sono $50 o euro per 10 anni, quando da noi costava €40 all'anno solo la marca da bollo. E per quanto riguarda le questure vorrei anche far riscontrare il discorso che quando c'è stato lo sgombero del Porto Vecchio in 2 giorni hanno caricato 400 immigrati sui pullman per portarli via e tante volte in questura ne fanno 10 al giorno. Anche questo mi farei una domanda. La ringrazio, buona giornata. Grazie, così il telespettatore ci ha portato anche ad un altro argomento che è venuto, diciamo così, è stato reso noto ieri al Circolo della Stampa durante un incontro con le realtà che si occupano appunto dell'assistenza ai migranti, eccetera. Insomma. Sì, è molto interessante quanto ha affermato il telespettatore, al di là sia appunto del fatto che si potrebbe semplificare, anche magari se le poste fossero rimaste pubbliche sarebbe stato anche più semplice farlo, ma al di là di questo la smania di privatizzazione a volte provoca, no, conseguenze anche... Io qua mi trovo in imbarazzo perché il mio compagno di banco delle superiori che adesso è in pensione è stato un dirigente delle poste, per cui ma insomma al di là però della chiedo scusa, c'è una cosa che però io non riesco a capire delle poste e vorrei che qualcuno mi rispondesse in maniera... C'è questo grossissimo problema delle consegne delle raccomandate che diciamo delle volte anche se le persone sono in casa non vengono consegnate, vengono messi gli avvisi per andarle poi a ritirare in posta, eccetera, ed è veramente, diventa un problema, diventa veramente un problema perché non se ne può più. Vabbè, chiedo scusa. Sì, e mi viene da dire anche che è legato anche alle condizioni di lavoro, anche per quanto riguarda i corrieri, no? Cioè anche in quel caso ci sono delle condizioni di lavoro veramente disumane, per cui devono consegnare un tot di cose, quindi... Anche lì no, purtroppo è il capitalismo alla fine, girandoci intorno, senza girarci troppo intorno. Sulla questione delle persone migranti, allora sì, è vero, come è emerso anche dalla stampa, noi abbiamo fatto anche delle interlocuzioni, insomma, più istituzionali, anche se riservate chiaramente, una delegazione di consigliere e consiglieri di opposizione sia in comune che in regione, abbiamo incontrato appunto sia la questora che il prefetto, proprio per andare a fondo e capire bene questa situazione, oltre a tutte le interlocuzioni che abbiamo sempre avuto appunto con le associazioni. Allora, il tema delle 10 persone fotosegnalate, perché il primo step comunque è la fotosegnalazione per appunto poi procedere all'eventuale richiesta di asilo con o senza trasferimento, insomma le procedure poi di accoglienza sono molto complesse, sono dell'ordine appunto di una decina al giorno e questo è anche un problema legato al fatto che il personale delle questure è sotto organico. Ed è sotto organico perché tutti i nuovi assunti sono stati mandati ai confini a non fare niente, perché sono presidiati, adesso non ho quei dati sotto mano, ma se non sbaglio erano 12 confini su 53, una cosa di questo tipo. E quindi cioè, è ovvio che un passer non passa su quei confini, e infatti gli arresti
non sono aumentati rispetto a quando i confini non erano presidiati, sono in linea, e questi sono i dati appunto che sono stati riportati dal Piccolo da fonti interne appunto. Quindi invece di mandare dei poveri agenti, anche perché ogni volta che passiamo anche loro insomma sotto il sole lì a non fare niente per ore su questi confini, anche per loro non deve essere una situazione piacevole, invece di mandarli lì a non fare niente, mandiamoli a presidiare il territorio, quindi a fare attività di prevenzione in primis e di sorveglianza in seconda battuta, e mandiamoli appunto a sbrigare le procedure che evidentemente la questura non è in grado di smaltire, perché dopodiché c'è il tema del prenota facile, che era stato annunciato a novembre, dicembre forse, con partenza, e a metà gennaio avremo avuto il prenota facile, che sarebbe un sistema di prenotazione online appunto per le persone migranti per chiedere l'appuntamento in questura, in modo che almeno non debbano fare la fila. Dopodiché non è una soluzione, perché comunque nel momento in cui io prendo l'appuntamento in questura non ho diritto comunque a entrare nel sistema di accoglienza, quindi le persone comunque dormono in strada per il tempo. Però almeno là si avrebbe una contezza sui numeri, perché adesso c'è questo continuo rimpallo tra numeri sì, numeri no, chi dice uno, chi dice l'altro. Il Ministero peraltro dell'Interno non fornisce i dati sulla rotta balcanica, mentre sugli sbarchi sì, sulla rotta balcanica non fornisce dati validati ufficialmente. E quindi c'è questa complessità. Almeno avendo diciamo, i dati delle persone in attesa, si potrebbe sostanzialmente andare dal governo, perché questo chiaramente riguarda il governo nazionale, a dire: ehi, abbiamo 200 persone che non riescono neanche a fare la fotosegnalazione, è un problema di sicurezza per loro, per la cittadinanza, per tutti, insomma nessuno piace vedere le persone che dormono in strada. Dateci un rinforzo, mandateci più personale, gestiamo meglio l'assistenza. Appunto i trasferimenti vengono fatti, ma evidentemente non sono abbastanza. Questo, mi viene da dire, è la dimostrazione palese che i controlli al confine peraltro non servono. Appunto le associazioni ieri hanno detto che hanno registrato un più 45% di arrivi in questi primi 6 mesi rispetto all'anno scorso. Allora non era la chiusura ai confini che aveva fatto fare una flessione della rotta balcanica fondamentalmente l'anno scorso, no? E quindi quei 20 milioni di euro almeno, perché io avevo sentito altre stime da parte della RAI che parlavano di anche più di 30 milioni di euro utilizzati per presidiare i confini, sono soldi buttati in propaganda della destra, e questo dovremmo ritenerlo inaccettabile, perché sono soldi di tutte e tutte noi. Così come, e chiudo su questo, il 1,2 milioni di euro che vogliono impiegare per recintare Piazza Unità. Quella non è sicurezza, quello è spostare i problemi e pagare con milioni di fondi pubblici la propaganda di una destra che evidentemente non sa gestire un fenomeno che è pienamente gestibile, perché non stiamo parlando di numeri enormi. La vera sicurezza, e l'ha dimostrato molto bene ieri il Festival TACT, che appunto fa ogni anno tanta attività nei rioni, ieri appunto ha scelto per una serie di attività che andavano al calcetto, il ping pong, il laboratorio di riparazione biciclette, aiuto, adesso c'ero anche ovviamente, non mi viene però il nome, scusate, la mattina presto il calcio. Piazza Perugino? Dove? No, la della Madonnina d'Oro? Ah, in Piazza Garibaldi. Garibaldi, chiedo scusa, proprio ogni tanto mi sfuggono i nomi, insomma, è un disastro. In Piazza Garibaldi c'era il ping pong, c'era il calcetto, c'era il laboratorio di creazione artistica con riciclo, c'era un laboratorio, la ciclofficina sociale, quindi un laboratorio per riparare gratuitamente le biciclette, c'era un laboratorio per riparare piccoli elettrodomestici, c'era il mercatino del dono e dello scambio, in cui appunto venivano donati oggetti che tutti abbiamo nelle nostre case, che non utilizziamo più, e ovviamente tutta la serata è andata super liscia e si è data un'alternativa fondamentalmente all'alcol e alle risse, perché questo è il punto, cioè diamo delle alternative, viviamo le piazze vive sono automaticamente piazze sicure, e quel 1,2 milioni di euro, a voglia quanti eventi avremmo potuto fare come quello di ieri, no? Allora, sentiamo la prossima telefonata. Sì, pronto, buongiorno. Mi sentite? Sì, prego, buongiorno. Buongiorno Bosacci, a lei, alla redazione, alla gentile ospite e tutti i telespettatori di Tele4. Ecco, io volevo portare, diciamo così, una riflessione, no?
Allora, riesco a capire che 15 lutti, 15 persone diciamo rovinate in un anno nel Friuli Venezia Giulia perché sono state diciamo investite sulle strisce pedonali è un dato così impressionante, però anche c'è da dire una cosa, su 1 milione e circa 400.000 persone che vivono, una percentuale bassissima. Se noi riportiamo i dati diciamo a livello nazionale, in Italia ogni anno vengono investite grosso modo circa 20.000 persone su circa 60 milioni di persone. Il stesso numero di 20.000 persone lo troviamo in Inghilterra, lo troviamo. Cioè questo cosa significa? Significa sì, è vero che bisogna sempre lavorare per il miglioramento, ma è anche vero che in un organismo vivo, quale può essere una società, percentualmente troviamo un po' di tutto, dall'investimento sulla strada alla caduta sul lavoro, eccetera, eccetera. Pertanto diciamo sì, bisogna richiamare l'attenzione, però non fare diciamo terrorismo psicologico in cui ci stanno un po' alla volta abituando. Poi volevo portare il discorso degli alberi, no? Allora in effetti sì, c'è una deficit di alberi, però c'è anche da dire una cosa, che grazie al governo grazie al governo Conte, che era come si chiama la Gigino, adesso non mi ricordo il nome del cognome del ministro dell'epoca, praticamente è stato dato via libera alle compagnie telefoniche di installare le antenne 5G dove, come, quando vogliono. Non hanno più ostacoli. Il punto è che il 5G va in contrasto con gli alberi d'alto fusto. Allora a me non interessa che loro mettano più alberi di basso fusto, devono essere alberi di alto fusto per avere effettivamente un sollievo della calura, della canicola anche. In più il punto è che il 5G, che non si dica, è vero che l'ARPA ha detto che è innocuo, sono innocue le onde 5G, la penetrazione, però è anche vero che l'Istituto Remanzini di Genova, che è un istituto accreditato all'OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, ha detto sì, che è vero che la bollitura delle acque che è dentro nelle cellule diciamo, non è proprio una bollitura ma un'acqua riscaldata, ma è anche vero che quell'acqua diciamo, riscaldata provoca dei deterioramenti diciamo, tessutali con delle conseguenze abbastanza diciamo, problematiche. Okay. Allora, adesso è chiaro, dopo la pubblicità sentiamo la risposta della consigliera Massolino. Allora, eccoci di ritorno, siamo in compagnia della consigliera regionale del Patto per l'Autonomia Giulia Massolino. Eravamo in debito di una risposta al telespettatore di prima, che tra l'altro cominciava il suo ragionamento proprio con i dati relativi agli incidenti stradali. Ma guarda, allora innanzitutto io penso che dire che 15 persone siano poche sia una cosa intollerabile per le famiglie di quelle 15 persone, appunto. Anche se fosse una? Anche se fosse una non andrebbe bene. E peraltro lo stesso ragionamento di solito non viene fatto con i morti sul lavoro, no? Cioè ogni volta che c'è una persona muore sul lavoro, cioè mai più, no? Non deve esserci neanche uno. E invece sugli incidenti stradali, sugli scontri stradali diciamo che 15 tutto sommato non è un gran numero. C'è un bellissimo video, l'ho trovato online, in cui c'è una persona, no, cioè una giornalista che va a intervistare delle persone chiedendo: ma secondo lei qual è un numero accettabile di morti sulle strade? E questi rispondono: ma non so, 50, 100, 150 a seconda delle situazioni. E uno dice, uno dice, non so, 75. E lei cioè uno spot, sì, però sì. Insomma, fa arrivare 75 persone, componenti della sua famiglia, amici, familiari, parenti, il vicino di casa, quello e fa, queste sono 75 persone. È un numero accettabile? No. E qual è il numero accettabile dei morti sulle strade? 0. Il numero accettabile dei morti sulle strade è 0. E il telespettatore appunto ha portato i dati dell'Inghilterra, ma in realtà molte città ci stanno arrivando. Cioè, Helsinki ha avuto 0 morti sulle strade in un anno, ma anche Bologna nel primo anno in città 30 ha avuto 0 morti sulle strade. E tutte le città che hanno introdotto la città 30
come modello, insomma, di abbassare i limiti di velocità, hanno quantomeno dimezzato il numero di scontri e il numero di vittime, quantomeno dimezzato. Allora, ci possiamo arrivare. E non è che è una fatalità che sui grandi numeri di qualcosa bisogna pur morire, anche perché ricordiamo che intanto il Friuli Venezia Giulia non se la passa per niente bene rispetto al resto dell'Italia, punto primo. Punto secondo, gli scontri stradali sono la prima causa di morte dei giovani. Cioè, allora parliamo di problemi di demografia, problemi di natalità, poi esatto, solo la scorsa settimana sono morte 2 ragazzi e una ragazza in uno scontro in auto, una ragazza è morta investita sul suo scooter, una bambina e un bambino sono morti investiti da automobilisti, cioè è una strage che non dobbiamo considerare accettabile. Cioè, noi facciamo i bonus natalità, diciamo serve invertire la curva demografica e poi accettiamo che i nostri giovani muoiano come mosche sulle nostre strade e diciamo pure 15 non è un numero alto. Ma come non è un numero alto? A parte che andiamo a dirglielo ai genitori di chi ha perso quelle persone che non è un numero alto, che è una tragedia che ti segna la vita per sempre, cioè è qualcosa da cui non ti puoi riprendere. Quindi no, è un numero accettabile e lo sarà sempre, e i metodi per apportare allo zero o vicino allo zero quel numero c'è e deve essere un impegno di tutti, in particolare delle amministrazioni che hanno la responsabilità della salute delle persone che vivono in un territorio. L'altro discorso sugli alberi. Allora, sempre l'ARPA dice non c'è nessun taglio autorizzato di alberi per far posto al 5G, questo non esiste. È vero che il 5G non funziona bene in prossimità di alberi di alto fusto, ma si deve adeguare il 5G, che infatti viene messo molto in alto, sui tetti, eccetera, per evitare queste problematiche. In ogni caso, negli ultimi 10 anni, e quindi il 5G ancora non c'era, a Trieste sono stati abbattuti, cioè c'è un saldo negativo di 2.500 alberi persi, saldo negativo. Cioè vuol dire che sono stati abbattuti un numero di alberi e ripiantati e mancano in questo gioco 2.500 alberi in meno in 10 anni. Questi non sono stati abbattuti per il 5G e a questi peraltro vanno aggiunti tutti gli alberi, perché questo è stato un accesso atti che ha fatto appunto il capogruppo di Adesso Trieste, Riccardo La Terza, in comune, quindi a questi vanno aggiunti tutti gli alberi che ha abbattuto la regione, che non sono inclusi. E gli alberi della Pineta e Cattinara, i 400 pini della Pineta e Cattinara, non sono stati abbattuti per il 5G, che adesso è peraltro una palude. Però c'era fretta, adesso tutto fermo, tutto bloccato, e abbiamo trasformato l'unico piccolo fazzolettino verde che era rimasto in un rione che è stato cementificato fino all'osso in una palude. E gli alberi di Grignano non sono stati abbattuti per il 5G, sono stati abbattuti per fare dei parcheggi. Ed erano alberi bellissimi che facevano parte del paesaggio con cui tutte e tutti noi siamo cresciuti. Cioè dovrebbe esserci una rivolta verso questa cosa. E adesso vogliono buttare giù anche gli altri, che doveva essere un'area ludico-ricreativa, quello che dovrebbe succedere su un fronte mare normale di una città che guarda a un futuro. E invece cosa deve diventare? Anche la parte sud vogliono farla diventare un secondo parcheggio. Noi auguriamo che l'esposto che è stato fatto dalle associazioni, insomma, vada avanti e che prendano in seria considerazione anche la richiesta di bloccare quei lavori, perché è inconcepibile pensare che, peraltro a Grignano i parcheggi servono 12-20 giorni all'anno, perché si parla dei weekend estivi, tutto il resto del tempo il parcheggio c'è. In ogni caso, manca parcheggio, rafforziamo il servizio pubblico, invitiamo la gente a usarlo. No, non possiamo pensare di mettere parcheggi dappertutto, di trasformare le parti più belle della nostra città in un deposito di lamiere roventi in piena crisi climatica. Peraltro hanno piantato degli alberelli microscopici che faranno ombra forse tra 20 anni, anche per chi l'auto la usa. Penso che non sia per niente gradevole in queste giornate parcheggiare lì sotto un'automobile. Allora, c'è una telefonata in linea, buongiorno. Sì, un buongiorno a voi. Ecco, per quanto riguarda il Schengen, il trattato di Schengen, sì, la Mazzolino ha ragione, perché possono entrare dove vogliono, possono entrare per dire a Ruppin-Piccolo, possono entrare vicino ai sentieri, a tutti i sentieri che abbiamo, dunque è uno spreco di denaro e di forze e ha perfettamente ragione. Inoltre, oltretutto, da quello che dite voi al telegiornale e anche sul Piccolo, se prendono
diremo un'auto con dentro persone e il passer va a finire in prigione. E invece che riportare le persone che il passer ha portato in Slovenia, vengono fatte portare a Trieste. E questo è anche strano, perché non vengono riportate in Slovenia da dove sono venute. E cosa serve questo discorso? Io sinceramente non lo so. C'è tutto un buco su un territorio, mi pare 68 chilometri, c'è tutto un buco e passano dove vogliono. A parte questo. Però per quanto riguarda la recinzione di Piazza Libertà, che poi la recinzione prima della guerra c'era, perché poi hanno tirato via tutte le recinzioni per fare materiale da guerra. È giusta, io passo tutti i giorni, anche ieri sono passato tutti quanti sull'erba, che poi l'erba non c'è più, entrano da tutte le parti, l'erba viene calpestata, adesso è solo terra, non si vede terra, sporcano, sono lì che dormono, anche ieri erano un 5, sia della parte del giardino che quella isoletta diremo di verde verso il porto, sono lì che dormono, mangiano, ed è una brutta cosa vederla, e il comune non fa niente. Cioè, se io vado lì e mi estendo un telo e mi metto a dormire, mi becco 500 euro di multa. Questi fanno quello che vogliono e nessuno fa niente. Anche lì non abbiamo un'assistenza di polizia. Almeno che... Sentiamo la risposta, è chiaro. Vi prego, siate brevi. Ma allora, intanto il telespettatore ha detto: è strano che non vengano mandati indietro in Slovenia. No, non è strano, si chiama diritto internazionale, è illegale fare i pushback, li chiamano insomma, pushback credo che sia il termine tecnico. Sì, potrebbe essere. È illegale, non si può fare, quindi non è per nulla strano, è normale che sia così. E per quanto riguarda la recinzione in Piazza della Libertà, cosa risolve? Cioè, queste persone non è che mettendo la recinzione scompaiono, andranno da un'altra parte e quindi recinteremo anche quella, cioè alla fine gireremo in mezzo a dei recinti, di recinti e chi può entrare, chi può uscire? Cioè, nel senso, cosa stiamo facendo? Recinteremo tutta la città? Vivremo in gabbie? Cioè, io personalmente non voglio vivere in gabbia e non voglio che dei soldi pubblici che potrebbero essere usati magari invece per pagare adeguatamente il personale dei servizi educativi, che appunto in questi giorni peraltro di gran caldo c'era anche lo sciopero dei ricreatori che hanno appena iniziato il ricrestate, no? Magari dopo facciamo un accenno, e là mancano soldi, bisogna esternalizzare i servizi, e dopo qui si sprecano milioni di soldi pubblici per costruire gabbie per le persone. Ma cioè, siamo tutti d'accordo che le persone non dovrebbero dormire per la strada, ma neanche loro vorrebbero dormire per la strada. Serve far funzionare il sistema d'accoglienza dal primo all'ultimo granello, è tutto un sistema molto complesso che va fatto funzionare, ce la possiamo fare. Un'ultima parola: Schengen è il pilastro del sogno europeo, il sogno europeo con cui le nostre generazioni sono cresciute, l'idea di poter viaggiare, muoversi, scambiare conoscenze, scienza, cultura, economia, e non possiamo abituarci e rassegnarci a una sospensione di Schengen, che peraltro è stata condannata anche recentemente, il 2 giugno è arrivata la nota della Commissione europea che ha detto: ehi, dovete riaprirli i confini perché sennò arrivano le sanzioni. Cioè, la sospensione di Schengen è una misura temporanea in casi di gravissime, in situazioni emergenziali, contingenti, irrisolvibili. Le migrazioni non sono uno di quei casi in cui è consentita la sospensione di Schengen. E noi, oltre a tutti questi costi inutili, 20 milioni di euro della polizia, il milione inutile della recinzione di Piazza della Libertà, dovremmo pagare anche le sanzioni dell'Unione Europea. La Slovenia li ha tolti i controlli, ha detto: avete ragione, ok, li togliamo. Il che non vuol dire che non fa più nessun controllo, chiaramente i controlli del territorio ci sono e ci saranno, insomma, però ha tolto legittimamente, cioè giustamente, i controlli alla frontiera, e noi ci ostiniamo invece a pagare pure le sanzioni, tanto sempre soldi pubblici sono. Allora, abbiamo un paio di domande da Claudio Visentin, le chiedo anche di essere più rapida nelle risposte, così via. Cosa pensa del ritorno delle province?
Allora, andremo in aula lunedì, quindi verrà discussa la legge lunedì, e martedì ci sarà la maratona perché hanno messo l'oltranza relativamente alla reintroduzione delle province. Noi pensiamo che sia un inutile e dannoso ritorno al passato, nel senso che ripristinarle così com'erano, senza nessun ragionamento su tutti anche i nuovi strumenti che ci sono per gestire le aree vaste. Pensiamo ai GECT, i gruppi europei di cooperazione transfrontaliera, no? Questi ad esempio sono nuovi strumenti che grazie all'Unione Europea, appunto, torniamo al discorso che l'Unione Europea va salvata e difesa, consente di gestire l'area vasta con uno strumento moderno, flessibile, gestibile. Ad esempio, non si può ragionare sull'area vasta di Trieste senza considerare tutto quello che avviene oltre il confine. Cioè, è chiaro che l'area vasta deve comprendere anche tutte le relazioni transfrontaliere da un punto di vista della mobilità, da un punto di vista dell'economia, da un punto di vista ambientale. Cioè, banalmente i fiumi non si fermano al confine, non possiamo ragionare solo su queste cose, no? E invece reintrodurre le province come erano pensate una volta, senza nessun ragionamento su quali dovrebbero essere gli ambiti, su quali dovrebbero essere i temi che dovrebbero trattare, su quali dovrebbero essere appunto le competenze, è veramente svuotare, cioè è anacronistico, è proprio fare un passo indietro senza nessuna possibilità invece di migliorarlo con gli strumenti che ci sono adesso, che renderebbero un ragionamento di area vasta che va fatto perché i comuni sono in difficoltà, no? E questo l'abbiamo denunciato più volte, ci sono 1 miliardo di euro fermi nelle casse dei comuni, sono in difficoltà a spenderli perché non hanno personale, quindi i comuni devono ragionare su una condivisione delle competenze anche per quanto riguarda il personale tecnico, ma questo non risolverà niente. Anche una provincia che va da Lignano Sabbiadoro a Tolmezzo, cosa può risolvere esattamente? Le esigenze sono così diverse, così differenziate, che non si riesce a governare un territorio in questo modo. Quindi secondo noi è veramente un peccato, perché è una riforma di uno dei 2 ambiti fondamentalmente di autonomia della nostra regione. Si doveva pensarla molto meglio, ragionarla molto meglio, anche in condivisione con tutti i portatori di interesse che invece non sono stati minimamente considerati. Andiamo alla prossima telefonata. Buongiorno. Pronto? Buongiorno. Prego. Un caro saluto al dottor Bosazzi e alla dottoressa ospite. Sono perfettamente d'accordo con l'installazione di alberi, soprattutto non il raddoppio ma la triplicazione degli alberi a Trieste potrebbe risolvere di molto con beneficio della popolazione. Mi meraviglio che l'attuale governo triestino non abbia ancora pensato a reagire positivamente a questo progetto. Invece, per quanto riguarda l'efficientamento energetico, vi sono 2 problemi grossi. Innanzitutto sono pochissime le costruzioni che hanno possibilità di installare il fotovoltaico, e quindi questo dovrebbe diventare un problema dello Stato. Per quanto riguarda invece la situazione climatica, la transizione è altrettanto difficile, anche perché sono in corso quelle che io chiamo delle tempeste termodinamiche che tutti trascurano. Parlo di ciò che succede nella Siria meridionale, nell'area di Gaza, Libano, Iran, Ucraina e ora anche Russia e Crimea, dove è in corso un gigantesco sviluppo di energia che si dissipa nell'atmosfera. Mi riferisco a esplosioni, scoppi, incendi devastanti. La dottoressa Esso, che è una studiosa, e forse immaginerà che l'incendio di qualche decina di raffinerie e di pozzi petroliferi rende praticamente quasi inutile tutto lo sforzo annuo della transizione energetica dell'intera Europa. Quindi il vero problema non è un problema locale, non è un problema italiano, ma è un problema internazionale che purtroppo con l'aumento dei lobbisti delle armi non riusciremo assolutamente a risolvere. Vi ringrazio e buona giornata. Ok, prego. Io sono assolutamente, ringrazio il telespettatore perché ha sollevato un tema cruciale. Sia ieri che oggi nelle prime pagine del Piccolo, no, abbiamo visto delle affermazioni tendenziose, possiamo dire, quantomeno, sul nucleare. Che si riferisce a Kersko al esatto.
ci sono state delle affermazioni anche fortemente irresponsabili, perché significa che il processo dell'Aquila non ha insegnato niente se qualcuno si permette di dichiarare ai giornali il rischio sismico non esiste, il rischio sismico non esiste. Penso che peraltro è il 50ennale del terremoto del Friuli, forse i rischi sismici esistono e dobbiamo conviverci, quindi il rischio sismico esiste, punto primo, ed è veramente irresponsabile quantomeno dichiarare che non esista. Ma al di là di tutto questo, allora, il tema del nucleare, la sicurezza è quello che alimenta di più, diciamo, la pancia delle persone, l'immaginario, anche perché chiaramente per quanto riguarda il nucleare noi parliamo di pochi incidenti, ma quei pochi hanno avuto una portata talmente grossa che appunto dovremmo anche interrogarci se, ok, sono pochi casi, ma riteniamo quella cosa lì accettabile? No, forse no. Semplicemente no, ma tralasciamo la questione della sicurezza. Uno dei problemi enormi del nucleare è che non renderebbe l'Italia indipendente dal punto di vista energetico. Tutti i problemi che ha citato relativamente agli incendi di raffinerie e anche alle guerre, alla fine sono problemi legati al petrolio, alle risorse per lo più energetiche. C'è un bel libro che si chiama peraltro Effetto serra, effetto guerra, no? Che mette in collegamento, ma al di là del libro, che questo è stato scritto abbastanza tempo fa, è palese, cioè dal Venezuela, Iran, cioè stanno facendo guerre per le risorse energetiche, e quindi noi col nostro sistema energetico è vero che non possiamo da soli cambiare un equilibrio mondiale, però possiamo quantomeno non esserne complici. E quindi guardare al nucleare quando le riserve di nucleare non sono in Europa è assurdo, perché non ci rende minimamente indipendenti da un punto di vista energetico e può solo promuovere lo scoppio di altre guerre per accaparrarsi l'uranio da mettere nelle nostre centrali. E questo anche tralasciando la questione delle scorie, che è irrisolvibile, tanto più in un paese sismico come l'Italia. Di nuovo, lo ripeto al Presidente di Confindustria, il rischio sismico esiste e non è... C'è un problema di costi, cioè ho portato anche questo libro, peraltro, cioè non è per fare pubblicità, ma l'ha definito l'autore stesso una Lonely Planet dell'energia. Perché si chiama L'energia del mondo, il libro uscito da poco di Gianluca Ruggeri, che vuole fare un po' di chiarezza in quello che lui stesso definisce un dibattito pubblico inquinato sul tema dell'energia. Quindi qua, passo passo, spiega bene tutte le cose. E io ho trovato dei dati molto interessanti da questo punto di vista, nel senso che il costo di 1 megawatt ora di nucleare è di $120. Il costo di 1 megawatt ora di solare, probabilmente anche già sceso perché chiaramente dal momento di pubblicazione eccetera, è di 40. Di cosa stiamo parlando? Cioè, perché dovremmo spendere 3 volte tanto per avere... Cioè, non ha nessun senso. C'è poi un tema gigantesco legato ai cambiamenti climatici, perché appunto il telespettatore parlava del calore sprigionato negli incendi, eccetera. C'è anche un'altra questione. In Francia l'altro ieri hanno fermato delle centrali nucleari perché i fiumi avevano una temperatura eccessivamente alta e le loro acque non potevano più essere usate per raffreddare l'impianto nucleare. Quindi anche i nuclearisti spesso dicono le centrali nucleari sono indispensabili perché è l'unica fonte di energia costante. No, e non solo, ma le centrali nucleari sono state spente proprio quando ce n'è più bisogno, perché tutti i condizionatori della Francia, chi ce l'ha, e torniamo al tema di giustizia sociale, sono accesi perché ci sono tantissimi morti per l'ondata di calore, ma tantissimi morti. Solo per essersi tuffati per cercare un po' di fresco sono morte 40 persone annegate. Cioè stiamo parlando ormai di un'emergenza sanitaria che non ha precedenti, no? Quindi il nucleare veramente non risolve niente, al di là del fatto che peraltro vorrebbe dire parlarne tra 20-30 anni. Gli impianti che hanno iniziato ad essere costruiti nel 2005 non sono ancora finiti, ma in paesi come la Francia, la Finlandia, cioè stiamo parlando di una cosa, e serve solo come specchietto delle allodole per rallentare la trasmissione. Ultimo, e chiudo su questo, c'era una bella frase che però non mi ricordo da dove deriva: non puoi trasformare il sole in un'arma, una centrale nucleare sì.
i bombardamenti delle raffinerie, i bombardamenti delle centrali, i bombardamenti delle stazioni termiche, sono tutte obiettivi sensibili. I pannelli solari diffusi sui tetti, no, non sono obiettivi sensibili, perché chiaramente, intanto sarebbe chiaramente un crimine di guerra, perché sotto i tetti ci sono le persone civili. Sul fatto che pochi edifici siano adeguati ad avere a mettere i pannelli solari, nel senso che è un problema di legislatura. Cioè, togliamoci via qualche vincolo paesaggistico per queste questioni qua, che poi io non capisco perché gli alberi si possono abbattere nonostante il vincolo paesaggistico e invece i pannelli solari non si possono mettere per via del vincolo paesaggistico. Sì. Insomma, è un po' il vincolo paesaggistico di Schrödinger. Ogni tanto c'è, ogni tanto non c'è. E quindi è curiosa questa cosa. Ma allora, intanto appunto cambiando qualche cosa burocratica si potrebbero veramente pannellare praticamente tutto. E poi ci sono tutte le aree degradate, di Smez, le cave, i capannoni. Allora, quando tutti i nostri tetti, ma tutti davvero, tutti quelli al sole ovviamente, però insomma sono veramente tantissimi, avremo pannellato il 5% di quelli che abbiamo, saranno coperti i pannelli solari, a quel punto parleremo del 2, 3, 4% di energia che ci manca, perché ricordiamo che al momento comunque l'Italia ha il 50% già di energia rinnovabile. Quindi il mix energetico è già al 50%. Lasciamo stare le favole del nucleare e spingiamo verso una vera transizione socialmente giusta e socialmente accettabile, perché anche questo è un tema gigantesco, quindi la partecipazione e il coinvolgimento delle comunità locali nella transizione energetica, e sarà a beneficio di tutte e tutti. La potenza delle comunità energetiche rinnovabili, le CER, e appunto che si costituisce comunità attorno a un tema di cui dobbiamo riappropriarci. L'energia non è più qualcosa che arriva nelle nostre case, cioè per noi una volta l'energia era, non so, accendo la luce e viene la luce e quella è l'energia. Ormai è un tema geopolitico talmente complesso con cui però facciamo i conti tutti i giorni, cioè dall'altra parte del mondo scoppia una guerra, non riusciamo più a fare la benzina all'auto, e anche in questo caso la regione potrebbe fare tantissime cose. Uno, dare un'ulteriore spinta alla transizione sul lungo termine. Due, dare anche dei sollievi a chi non riesce a pagarsi appunto le bollette eccetera. Tre, anche incentivare comportamenti virtuosi. Diamo il bike sharing gratis, mettiamo gratis i mezzi pubblici in modo da incentivare le persone a usare i mezzi pubblici, incentiviamo il carpooling, chiediamo di abbassare i limiti di velocità anche solo come invito, perché quello aiuta a consumare meno carburante. Dobbiamo assolutamente agire sui due assi, quindi mitigazione e adattamento, e dobbiamo farlo in fretta, perché qua stiamo morendo. Allora, abbiamo tempo ancora, chiedo a chi è in linea di essere molto rapido, perché poi abbiamo il cambio ospite. Buongiorno. Buongiorno dottor Bosazzi, a lei e alla sua ospite. Volevo dire riguardo alle carte d'identità, era già in gennaio programmato la scadenza al 3 agosto del cartaceo, perché le persone non si sono premunite prima? Strano che non sono andate là il 1 agosto, cioè questo mi meraviglia veramente, e lo dico sinceramente. E poi la sua ospite che sta tanto parlando male del nucleare, fortuna che esiste, perché in Slovenia, che hanno la centrale di Krško, la corrente non la pagano assolutamente, hanno delle bollette irrisorie. Desidero una risposta in provincia su questo caso. Buongiorno e buon fresco vi auguro. Grazie signora. Prego. La Spagna, che sta puntando tantissimo sulle energie rinnovabili, ha abbattuto le bollette molto più che la Slovenia con Krško. Fine. Okay. Non c'è altro da dire. L'abbiamo già detto, l'energia prodotta col nucleare costa 3 volte tanto quella prodotta col solare o l'eolico. Quindi se le bollette, il punto è l'investimento pubblico, quindi o lo paghi in bolletta o lo paghi con le tasse. Io non vorrei pagarlo con le tasse, quindi preferirei avere assolutamente tutto solare, che costa meno per tutti, che non ci vuole un devastante investimento pubblico, perché parliamo di decine di miliardi di euro pubblici, quindi
No, cioè, voglio dire, loro forse pagheranno anche poco la corrente, ma chi li mette quelle decine di miliardi di euro se non i cittadini e le cittadine con i fondi delle loro tasse? Allora usiamo piuttosto i soldi delle tasse per incentivare e spingere su una transizione ecologica vera. Abbiamo tutti sui nostri tetti i pannelli solari in modo da produrre e consumare energia peraltro nello stesso luogo. Non vedo altre cose da dire. La questione, il solare sta vincendo e lo sta dimostrando. Queste resistenze sono solo il rigurgito di un sistema petrolcapitalistico che sta cercando di mantenere il suo potere. Grazie a Giulia Marsolino, consigliera regionale del Patto per l'Autonomia e esponente di Adesso Trieste. Buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata. Andiamo in pubblicità, poi sarà con noi il capogruppo della Lega in Consiglio Comunale, Stefano Bernobic. Dopo che ne vedo fuori. Allora, secondo ospite di questa puntata di Sveglia Trieste è con noi il capogruppo della Lega in Consiglio Comunale Stefano Bernobic, che ringrazio per essere tornato nei nostri studi. 040 977 8910, svegliatrieste@tele4.it. Con Bernobic resteremo insieme fino alle 10:15. Sentiamo la prima telefonata per Bernobic, che desumo sia una coda dell'ospite precedente, ma comunque non c'è problema. Buongiorno. Pronto? No, allora era un falso allarme, come diceva un brano di Joni Mitchell. Allora, cominciamo con la corsa a sindaco. È troppo presto per parlarne, si stanno, non voglio dire scaldando i motori, ma insomma, qual è la situazione al momento? Ma sicuramente il pensiero al prossimo anno c'è da parte della maggioranza, Sarebbero 9 mesi grosso modo, non più un anno, perché insomma... Ma maggio io credo. Maggio intenso. Sì, io credo maggio del prossimo anno, ma dopo le tempistiche penso verranno decise anche in base alle elezioni che ci saranno il prossimo anno, quindi quello sarà un percorso che andremo ad affrontare. Ma io vedo molto, soprattutto da parte dell'opposizione, che anche giustamente sta un po' scaldando gli animi anche con anche i cortei che stiamo vedendo in questi periodi, sono tutte cose dovute non solamente, non unicamente per quanto riguarda al sindaco, ma anche per quanto riguarda la situazione nazionale e regionale. Quindi da parte della maggioranza c'è sicuramente un percorso che si sta valutando, si troverà la figura migliore per quanto riguarda la figura di sindaco, che sappiamo tutti che Roberto Di Piazza non sarà più il nostro sindaco con il prossimo mandato. Lo dobbiamo sicuramente ringraziare per quanto ha fatto la nostra città, però nel prossimo mandato ci sarà un candidato di centrodestra sicuramente capace e porterà, come dire, la sua verve per i progetti che che verranno affrontati nella prossima consigliatura, perché in questa consigliatura abbiamo, come dire, gettato le basi per tante cose importanti, per tanti progetti fondamentali come quello del Porto Vecchio, che chiaramente vedrà in questa consigliatura, speriamo almeno appunto l'inizio del percorso, però chiaramente ci saranno delle prosecuzioni. La piscina terapeutica sono 16 milioni già stanziati, però è un percorso anche quello che non credo che vedrà la fine lavori a maggio del prossimo anno, quindi sono tutti percorsi che dopo si concluderanno con il prossimo sindaco. Devo fare la domanda da avvocato del diavolo. Quanto secondo lei potrà pesare già nella prossima campagna elettorale la questione Cabinovia? Quanto meno vedremo innanzitutto come andranno anche i ricorsi, quindi anche quello è un aspetto che andrà valutato, quindi anche su quello penso ci sarà una decisione unanime da parte del centrodestra di come affrontare la situazione, per cui quello sarà un argomento che verrà deciso sicuramente per quanto riguarda anche le segreterie dei partiti. Poi come persona
perché oggi anche leggevo sul giornale, c'è il governatore Federica che un po' tutti lo stanno tirando per la giacchetta, ma sia a livello nazionale sono contento che il nostro partito che Matteo Salvini abbia intrapreso questo percorso di coinvolgere anche Zaia e Federica nella squadra di dirigenza, nel senso della Lega, però anche qui a Trieste insomma, lo stanno sicuramente vedendo in tanti, perché io anche andando in giro la gente mi dice ma sai, Federica potrebbe essere un buon candidato sindaco. Io su questo dico, per me sarebbe il miglior candidato sindaco della città. Però penso che abbia una possibilità, non una, molteplici possibilità, perché la sua capacità è riconosciuta sicuramente da tutti, per cui su questo lo vedremo. C'è una telefonata? Pronto? Buongiorno, mi senti adesso? Salve, perfetto, sì. No, Franco. Ciao allora, Franco, salve. Buongiorno. Allora, se chi che dorme in compagnia, chi che dorme da solo, chi dorme con lo sacchiotto, mi dite 3 giorni che dormo con la busta di radice dentro in frigo per sto caldo. E via questo, ritorno al problema che riportai ieri, visto che stamattina riportavi di nuovo e parlavi di questo. Allora, le robe che già che so che il Moulin è molto attento ai rioni, allora ritorno a quel che ho detto ieri e l'ho visto stamattina che era interessata da ospite. Allora, per questo caldo, dargli un poco sacrificio, perché se anche un fattore anche di questi soldi, di mettere un tempo, va bene? Dargli le persone che hanno difficoltà locali. No, purtroppo non riusciamo a sentire, casomai se credo sia Franco Palman, se richiama... Sì, perché una parola sì, sì, quindi era difficile. Però insomma, diciamo, allora, intanto affrontiamo anche questo problemema, che questa questione del caldo, che poi si inserisce anche in tutta una serie di altre problematiche. Come ci si può muovere a livello istituzionale in queste circostanze? Molti dicono Trieste dovrebbe dotarsi di queste aree. Vediamo, forse abbiamo recuperato Palman. Buongiorno. Pronto? Pronto? Sono sì, io? adesso va un po' meglio. Insomma, vediamo. Niente, era solamente questo, vado avanti in perché vedo che la situazione sarà così per tutta l'estate, insomma appena ai principi del giugno che avremo questa calura, no? Allora, come ho portato ieri, se con poco costo potremo dargli un'assistenza a chi che è in difficoltà con questo caldo nei rioni, va bene? E ripeto, con gazebo, con poca acqua, perché l'importante è che il cittadino che è in difficoltà con questa calura, come che ha detto giustamente anche ieri il vostro ospite e oggi l'aveva ribadito la signora prima, va bene? È anche un fattore psicologico di tanta gente che magari è in difficoltà si trova accarezzata e va bene, è vicina a quel che può essere un'eventuale attenzione per le difficoltà che porta sto caldo. Dunque basteria, ripeto, un gazebo in ombra, un po' di acqua, secondo la visione del misurarsi la pressione, vabbè, il costo penso che sia minimo, però se che dà un servizio, e ripeto, qua riguarda anche tante persone sole che magari a fare la spesa e dice guarda un gazebo, forse una bottiglietta di acqua, una parola e vado tranquilla a casa. Se monade, però questo porta a un'attenzione anche di quel che riguarda la politica locale verso le persone della propria città, dei propri rioni. Ecco, solo questo volevo dire. E se poi farlo in maniera molto veloce, va bene, però si darebbe un aiuto, a mio avviso, a tante persone che in questo momento hanno difficoltà. Va bene? Grazie Franco. Allora, se ho capito bene, questa è l'idea più che altro di un servizio mirato, nel senso, in occasione di queste ondate di caldo, stabilire delle zone magari provvisorie con dei gazebo, eccetera. Sì, allora, non lo so, nel senso che adesso, come dire, incentivare qualcuno ad uscire per andare a dei gazebo, non lo so se adesso può essere una soluzione. Allora, ci sono in varie aree della città, ad esempio, le micro aree e anche i portierati. Sono stato l'altro giorno, ad esempio, in quello di Giarizzole per una situazione di personale di qualcuno, e lì c'è questo appartamento dove accolgono le persone per fare due chiacchiere, per
bere un caffè assieme, sono proprio questi punti che forse diceva il Signore, ma senza dover crearlo in mezzo a una piazza o così, cioè in ogni rione, soprattutto nelle zone dei caseggiati ATER più importanti, ci sono questi punti delle micro aree, magari andrebbero forse più pubblicizzati, ecco, dove ci sono con orari prestabiliti delle persone che accolgono in questi appartamenti che sono confortevoli per anche proprio scambiare due chiacchiere, bere un caffè assieme, condividere delle situazioni, quindi anche una persona magari che vuole anche perdere un po' di tempo e quindi con qualcuno riesce a socializzare. Quindi diciamo che queste situazioni magari ci sono e andrebbero incentivate sicuramente di più. Poi anche i locali che sono anche i bar, una persona magari va a bere una bottiglietta d'acqua, si siede, si fa magari compagnia con qualcuno e secondo me anche quello, soprattutto nella parte, le periferie della città, ci sono questi momenti dove le persone hanno già gli appuntamenti come dire, di ritrovo. Poi ci sono anche persone effettivamente che per motivi non riescono a socializzare, si trovano anche in situazioni un po' in difficoltà. Su questo sia il sociale del Comune di Trieste con una serie di associazioni che si adoperano, se vengono contattati riescono un po' ad andare a raggiungere anche situazioni puntuali proprio per riuscire anche a dare una mano può essere anche una mezz'ora, un'ora di compagnia, come ha detto il Signore. Il fatto di portare la gente in piazza sotto un gazebo nelle ore più calde dopo tornare a casa, non lo so, non mi convince. Okay. Stiamo alla prossima telefonata, poi abbiamo una mail. Buongiorno. Buongiorno, sono Luigi. Prego. Io, l'ospite che stava prima, no? Che parlava di confini, di accoglienza, non sono per niente d'accordo, perché non so dove vive questa persona qua, perché parlando di confini, no? Ci deve essere un controllo ai confini, perché i confini è l'ultimo sbarramento di controllo che c'è per lo Stato italiano, no? Ecco, parla di Schengen, ma sono tutti ragionamenti di fantascienza, perché un confine serve intanto per controllare chi entra e chi esce, perché non parliamo solo di clandestini, no? Parliamo anche di droga. Parliamo di tante cose, no? Ecco, e ci deve essere un controllo, non ci può non essere. Ecco. Poi un'altra cosa, l'accoglienza, no? L'Italia, sì, venga, noi accogliamo, sì, però accogliere quando un clandestino o un emigrato, come dicono loro, no? Se hanno un contratto di lavoro, pagano le tasse, venga. Nessuno dice niente, ma quando te li trovi con il macete in mano in piazza che comincia a ferire gente, addirittura ammazzarla o mettersi in macchina e investire la gente, non va più bene, quindi deve essere rimpatriato subito, ma velocemente, no? Perché noi di quella gente già ce ne abbiamo noi per i fatti nostri, non ce ne servono altra gente. No? Okay. Ecco. Allora, è chiaro, è chiaro. Sentiamo la risposta. Chiedo scusa se sono brusco, ma la risposta, diciamo che quanto ha detto il telespettatore penso sia quello che lo dice anche in modo molto pacato la stragrande maggioranza della gente. Insomma, qui come noi abbiamo nel nostro appartamento una porta d'ingresso che delimita la proprietà di casa nostra, di tutti, il confine o il confine anche di Schengen, benissimo, deve essere un confine controllato, dove non ci deve essere un muro, ma una porta, cioè si fa entrare chi deve entrare, si fa uscire chi deve uscire e quindi deve essere controllato. In questo momento il controllo anche su Schengen non c'è, perché Trieste non è il confine dell'area Schengen, qui c'è un arrivo di migranti che dal confine dell'area Schengen a Trieste sono clandestini, perché come il mio modo di pensare è quando una persona deve chiedere l'asilo politico, tutta la tutela, al confine, quando uno entra in un posto, chiede e fa domanda. Qui ci troviamo all'interno dell'area Schengen, Trieste è all'interno, c'è un percorso, diciamo,
coordinato purtroppo, che fa convogliare in Piazza Libertà le persone. Sicuramente una persona del Pakistan, dell'Afghanistan non conosce Piazza Libertà, viene fatto arrivare lì e c'è qualcuno anche, mi sembra, che lo accolga, e quindi questa è un po' la situazione. Secondo me ci dovrebbe essere al confine assolutamente, come ha detto il signore, dell'area Schengen, lì i controlli massicci, e chiaramente chi ha diritto entra. Qui conosciamo tantissime persone che arrivano da vari stati, che si sono integrate, che lavorano, che hanno aperto anche attività economiche, quindi nessuno preclude assolutamente nulla a nessuno. Quindi questo è importante, però come ha detto il signore, tutti ci aspetteremmo che chi arriva qui scappando da una guerra si comporti sicuramente nel migliore dei modi, anzi ringraziando la terra che lo accoglie e non provocandone disagi come stiamo un po' vedendo. Allora, abbiamo una telefonata, però dobbiamo mandare in onda la pubblicità delle 9:15, quindi saremmo già in ritardo. Chiedo a chi è in linea o è rapido oppure aspetta che rientriamo. Pronto? Prego. Sì, buongiorno, scusi, ho inteso parlare di questo gazebo che è qua in Campo Monteverdi, è vero? Questo ospite che parla mi pare. Può essere, forse... No, quello era dei gazebo provvisori per il caldo. No, perché qua noi abbiamo un gazebo che non serve a niente, solo se noi che diciamo una pignata di caldo, perché noi abbiamo le finestre proprio di sopra, a parte che sotto se governo corrissi neanche che sia sta roba, perché è tutto dal giardino, però dopo i ragazzi che vi fa scandare qua sotto, e se metti fino a terra sera è impossibile, perché si nascondi proprio sotto. Ecco, e questo signore che so che sta qua vicino, ecco, questo vostro ospite, che se potessi cavare via sta pignata, noi che diciamo una pignata, un covercio. Ok, ecco, allora grazie. Dopo la pubblicità ne parliamo dopo la pignata, non è male. Pubblicità. Non so se... Allora, abbiamo una telefonata, dobbiamo dare la risposta della pignata, per l'amor di Dio. No, nel senso, conosco bene la situazione di quel gazebo, è un gazebo di ferro, un anfiteatro che era stato creato nel momento dell'edificazione delle case, che doveva essere un punto di ritrovo, che non è mai stato utilizzato. So che c'erano varie problematiche negli anni, sono state sempre un po' affrontate, adesso ho preso nota di questa segnalazione, nel caso che ci siano magari per fare dei controlli, se in orario serale, notturno, soprattutto, ecco, magari la signora mi contatti se avviene anche prossimamente, diciamo, questi disagi, cercheremo di affrontarli nuovamente per evitare, diciamo che è una struttura che non è molto utilizzata, adesso il fatto di eliminarla, non lo so, parlerò anche con gli uffici per una valutazione. Allora, abbiamo un'altra telefonata in linea, poi un paio di mail. Buongiorno. No, carissimi, anche il mio amico là della Lega. Buongiorno. Ciao Sopino. Niente, volevo farvi un paio di segnalazioni. Qua la gente, ho visto, perché l'altro giorno mi sono vergognato io, passando, che la gente che ad andare al gabinetto e non trova un gabinetto pubblico. E sarebbe il caso di mettere un paio di gabinetti pubblici e anche delle fontane, perché con questo caldo che c'è la gente ha bisogno di dare una rinfrescata in faccia, non so, bere un bicchiere d'acqua o qualche cosa. Questo è 2. Dopo la sera qua dalle 9:30, 10 fino all'1, alle 2 la vedi che prima o poi scappa un morto qua, sicuro, Quindi delle moto che corrono come diavolo con questi marmiti aperte, no? Che stai guardando la televisione, stai dormendo, ti salti perché questi qua fanno bom 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 bom. Addirittura ieri sera uno ha fatto 2 giri intorno fino alla chiesa, è ritornato di nuovo là facendo bum 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 e correndo. Credo che sarebbe da mettere anche là un po' di disciplina. In che zona? Che non ho capito. Via di Roiano, dai, okay, tutto quanto. No, perché proprio non si può dormire, non si può sentire un telegiornale, non si può fare niente perché con le finestre aperte, ma vanno di sera, di mezzanotte l'una,
addirittura vanno fino a 80-90 sicuro, ma vengono veloci. No? Sarebbe bello mettere un controllo, qualche cosa. Ok. Io ringrazio e saluto mio amico Buona giornata. Come si chiama? Sì, altrettanto, ciao. Ok, prego Bernomi. Ma allora, il tema gabinetti pubblici mi trova d'accordo, ma chiaramente dei gabinetti strutturati, cioè non un bagno chimico adesso, cioè anche secondo me questo è un tema che lo dovremmo affrontare, perché adesso stiamo lasciando, a parte i gabinetti di Piazza Ponte Rosso, che sono aperti, quindi quelli sono utilizzabili, e chiaramente stiamo lasciando ai locali commerciali la questione bagni, insomma, per i turisti. Quindi su questo tema secondo me c'è da parlarne. Per quanto riguarda la velocità, allora su questo in ogni rione, in ogni zona dove vado, diciamo che il tema della velocità è sempre presente, quindi se andiamo... partiamo da Altura, che in via Alpi Giulia si corre, a Servola nella via centrale si corre, Roiano si corre. Cosa si può fare? Questo è una problematica, perché si parla, chi propone dei dossi, ma dovremmo mettere dossi veramente in ogni via, e diciamo non è una cosa pensabile. Purtroppo manca un po' di disciplina su questo, diciamo il Signore ha detto ci scappa il morto. Per fortuna non ci sono così tanti incidenti dovuti alla velocità, forse più alla distrazione, questo lo dobbiamo dire, dovuto magari o telefonini altri, addirittura gli incidenti sono più dovuti a distrazione che a velocità. Però effettivamente questo tema è importante, la polizia locale so che fa anche degli appostamenti, cerca di essere presente anche per far capire che uno si può trovare la polizia in un certo momento, però sì, essere in tutta la città in tutte le ore chiaramente è difficile. Questo però starebbe anche un po' in tutti noi, il fatto di guidare con un po' più di prudenza. Sicuramente non sono tutti che ci guidano in maniera pericolosa, però anch'io sotto casa sento magari qualche macchina che ha la marmita che è un po' forse elaborata, non lo so nemmeno io, mi passa sotto casa, e cosa dobbiamo fare? E così speriamo insomma che non ce ne siano tante. Allora, c'è una mail. Dice, mi auguro che chiunque governerà la città dal 2027 in poi non lo faccia in continuità con l'attuale giunta, in particolare per quanto riguarda il turismo, che al contrario di quello che si dice porta soprattutto lavoro precario e povero e un grosso problema abitativo. Questo riprende un tema che era stato segnalato, credo, una decina di giorni fa, forse anche di più, dal segretario provinciale della CGIL, del quale adesso Massimo Marega, sulla base anche di alcuni dati, eccetera, e ripropone, diciamo così, la questione dello sviluppo turistico della città. Sì, il turismo, l'abbiamo detto più volte, è arrivato a Trieste forse in maniera così prepotente rispetto a quello che tutti eravamo abituati. Lo vediamo tutti, insomma, Trieste ha avuto una svolta turistica grazie alle navi da crociera, e non sono solo quelli turisti, anche le gite scolastiche sono incrementate, ma vediamo turisti tutto l'anno. Io sinceramente ricordo che quando si andava a lavorare in agosto arrivavo praticamente davanti al portone dell'ufficio con la macchina, perché non c'era anima viva in agosto in città. Tutti i bar chiudevano per ferie in agosto ed era finita. La svolta c'è stata, e c'è stata una svolta anche importante, questo è vero, è condivisibile, quindi il problema dei parcheggi, io quello insomma sostengo, bisogna un attimino governare, fare in modo di risolvere questa situazione, perché chiaramente crea disagio ai residenti. Il problema dell'abitativo, anche quello, turisti, ma sono molti anche gli austriaci che vengono a comprare appartamenti per passare alcune settimane nella nostra città,
ma loro lo fanno per un altro motivo, anche perché qui ancora è economico rispetto magari Vienna, faccio un esempio, quindi tanti stranieri vengono qui ad acquisire case anche perché siamo ancora economici. Per noi abituati a un numero di euro al metro quadro fino a 3 anni fa, direi che un incremento c'è stato negli ultimi 3 anni, sicuramente è una cosa che crea una problematica. Chiaramente vendere è più facile, quindi c'è la facilità di vendere e si vende anche bene un appartamento, d'altra parte uno che vende magari deve anche comprare, quindi la difficoltà comunque si ripropone nel momento dell'acquisto dell'appartamento. Sentiamo la prossima telefonata, buongiorno. Buongiorno. Prego. Allora, amico, non volessi un attimino collegarmi con quel discorso per gli anziani, okay. Una specie di, diciamo, ma neanche ristoro, di via compagnia, di via tipo un circolo, il suo altura non è niente, cioè 6 alberi, però non è nulla, a parte che non c'è supermercato, Sanremo, bisogna fino a Catinara, però c'è tanti anziani, perché case popolari ovviamente c'è tantissime persone che nel giro degli anni naturalmente si rende chiaro. Cioè questi non va niente, anche per l'inverno voglio dire, magari va in circolo, una partita di carte, tipo una microarea ad esempio, ma al Tura non c'è. No, c'è la microarea del Tura. Prego? No, c'è la microarea del Tura, Alpi Giulia 8. Non c'è. No, non c'è. Non c'è. Dove? Via Alpi Giulia 8, ma... c'è? Sì, ma diciamo, come ho detto prima, va pubblicizzato di più, ma infatti questo è un tema che adesso me lo segno, perché c'è questa microarea, ha degli orari, è nuova, diciamo 2 anni, 1 anno e mezzo, 2 anni, infatti so che Altura purtroppo ha una conformazione che chi abita in zona via Montasio non è semplice arrivare in via Alpi Giulia 8, ad esempio, quindi questo è sicuramente capibile perché è una conformazione il rione che una persona a piedi effettivamente c'è difficoltà. Però ecco, ad esempio, a lei ad esempio non lo sapeva e quindi è compito anche nostro adesso chiaramente magari pubblicizzare meglio questa situazione, che c'è questo appartamento, c'è anche il portierato per segnalare le problematiche ATER. Questo mi fa molto piacere. No, ma ecco, mi ha dato uno spunto per magari pubblicizzarla questa cosa. Okay. Con gli orari e tutto, magari lo farò. Ok, presto. grazie. Niente a lei, grazie. Allora, grazie alla signora. Credo che dobbiamo andare anche in questo caso in pubblicità. Abbiamo un po' più di libertà per quanto riguarda questo orario, ma mandiamolo adesso perché poi ci sono delle sollecitazioni che arrivano via mail. Okay. E dopo la pubblicità torniamo. Allora, abbiamo una telefonata in linea, poi c'è una domanda più prettamente politica. Sentiamo la telefonata. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Buongiorno. Buongiorno. Volevo fare 2 domande al consigliere Bernovic. Ok. Allora, buongiorno signor Bernovic. Buongiorno. Volevo chiedere per Giaritole sul ponte, no? Lato diciamo verso lo stadio, il tratto è sempre chiuso da una passerella da mesi che non si sa se sta riparato, se può passare, e è chiuso la cadenella da un lato all'altro, quindi la gente passa tutto dall'altra parte. Se è possibile ripristinare o almeno tirare via le cadenelle, perché si arriva sempre in fondo sulla via strada vecchia dell'Ischia e delle strisce pedonali. E in più lato Giaritole, dove c'è il bar Giaritole, e spezza, guarda Pietraferrata e San Pantaleone, se si potrebbe sbassarlo perché corriamo allo stop e se è troppo alto non si arriva a vedere le macchine che vi sono per via Pigafetta, Pietraferrata, quelle là, se è possibile in questa maniera. E c'è tanto tempo che si chiedi, ma dico che lei la in zona che se puoi fare qualcosa, eccolo. Okay. La ringrazio. Grazie, prego. Allora, sul ponte di Giarizzole, sì, diciamo, sfondo una porta aperta perché
sono residente lì vicino, quindi conosco bene. Ho anch'io sollecitato gli uffici perché lì c'è un problema, ci sono delle plotte, perché non è l'asfaltatura, ma ci sono delle plotte che hanno delle problematiche. Inizialmente gli scorsi anni sono state rattoppate, però hanno ripresentato il problema, quindi ci dovrebbe essere un intervento un po' più, come dire, non complesso, ma un intervento non da stucco e pittura. Però ecco, io ho sollecitato cortesemente che dopo un anno di chiusura, perché è un anno che è chiuso un lato del ponte, si possa intervenire anche con, adesso noi nell'assestamento di bilancio abbiamo messo 3 milioni di euro per strade, marciapiedi e quant'altro, anche il ponte di Giarizzole, oltre ad altre vie. Io ho fatto un piccolo elenco che non vado a dire, di necessità principale a parer mio, e quindi questo rientra sicuramente in questo elenco. Per quanto riguarda lo specchio, lì un incrocio effettivamente molto particolare, anche per chi arriva da via di Giarizzole. Infatti la richiesta dello specchio l'avevo anch'io realizzata, adesso vediamo un attimino di sollecitare questa situazione. Allora, abbiamo questa mail che io ho perso, eccola qua. Allora, chiedo gentilmente all'ospite se la Lega sta prendendo contromisure riguardo la classe dirigente e il pericolo di emorragia di voti, credo, nei confronti di Futuro Nazionale, che ormai rappresenta, secondo alcuni, una specie di spauracchio. Allora, io distinguerei dal mio punto di vista la situazione nazionale e quella locale. Allora, quella locale, devo dire la verità, qui abbiamo una situazione, l'abbiamo visto anche nelle ultime elezioni con Massimiliano Fedriga, ma abbiamo una classe dirigente, Pietro Paolo Roberti, Senato Nel, Everest Bertoli, cioè abbiamo assessori e una dirigenza locale secondo me molto, molto qualificata. Anche a livello regionale abbiamo una situazione sicuramente positiva, e dove la Lega governa si governa bene, e i risultati sicuramente si vedono anche nelle elezioni che avvengono. Quindi da quel punto di vista sicuramente ci sono anche degli scontenti che vedono in Futuro Nazionale un qualcosa che possa dare loro delle risposte, anche se diciamo che tante volte le cose che vengono dette non sono proprio così forse realizzabili. Adesso mi collego alla telefonata precedente, no, del signore che parlava degli immigrati, che ha detto vanno presi e rimandati a casa. Ecco, questa è l'unica cosa che chiaramente condividerei, ma come dire, non è possibile, nel senso che ci devono essere degli accordi, perché sennò ad esempio anche il Pakistan, bene, trovi dei pakistani che li metti su un aereo, fai partire l'aereo, ma se non c'è l'accordo, sto aereo non atterra in Pakistan, cioè non è che si mandano. Quindi ci devono essere degli accordi tra gli stati, con alcuni stati ci sono, Tunisia, Libia e altri stati, con altri non ci sono. Quindi questa è la difficoltà, il fatto appunto di dire bene, si prendono e si rimandano, non è così, cioè non è così banale, non è così semplice. L'idea magari potrebbe essere quella di ampliare gli accordi, quello penso siamo tutti d'accordo su questo, ma il fatto di dire che sì, da domani rimandiamo a casa non è diciamo perfettamente questa la risposta che si può dare a un cittadino, una risposta vera. Ecco, questo è. L'emorragia, non lo so, la Lega chiaramente è un partito autonomista, io mi sento molto autonomista, anche la legge che c'è in discussione a Roma per dare la possibilità alle autonomie delle altre regioni mi vede assolutamente favorevole, quindi la Lega è un partito che vuole dare maggiore autonomia alle varie regioni, e sicuramente lo vedo un po' diverso da Futuro Nazionale, per questo io non vedo anche questa, come dire, questa alternanza tra Lega e Futuro Nazionale in determinate cose. Quindi vediamo che ci sono delle persone che reputano di dover spostarsi dalla Lega a Futuro Nazionale, ma secondo me sono dei ragionamenti forse un po' più, come dire, personali, piuttosto che sulle ideologie, sulla tipologia dei partiti, che magari io vedrei il Futuro Nazionale più vicino a Fratelli d'Italia come orientamento che alla Lega.
Ma perché diciamo così, nel racconto, usiamo questo termine che è allucinante, non mi piace, ma comunque insomma, nella narrazione Futuro Nazionale viene visto come appunto in grado di erodere consensi più alla Lega. Io questo devo dire, me lo sono chiesto più volte perché non lo vedo un'alternativa, lo vedo anzi un'alternativa ma non una cosa simile. Sì. Quindi appunto noi avendo più questa idea autonomista per quanto riguarda i territori, le regioni, lavorare veramente sul territorio, sulle persone, sulle rioni, sulle circoscrizioni, proprio dare la responsabilità più a chi è vicino al territorio più che accentrare il potere, magari il potere decisionale, insomma, in un luogo che potrebbe essere lo Stato che deve fare il coordinatore della situazione. Quindi per questo ripeto, io non vedrei un'alternativa da Lega a Futuro Nazionale, però vedo chiaramente che ci sono delle persone che hanno delle sensibilità che magari erano prima con noi e adesso si sono avvicinati in Futuro Nazionale. Allora, intanto vi dico gli ospiti della puntata di Ring di questa sera che andrà in onda attorno alle 21:10. Ci saranno Roberto Novelli di Forza Italia, Roberto Cosolini del Partito Democratico, Alberto Budai della Lega e Maria Rosaria Capozzi del Movimento 5 Stelle per il dibattito politico. Alpini, l'orgoglio di Gemona, tornano i nostri colleghi di Media Nord-Est Lucio Zanato ed Omar Costantini e poi il sondaggio per il quale vi daremo dopo durante il telegiornale delle 13:20 tutti i ragguagli. Comunque l'argomento del sondaggio è vietare i social agli under 14, ieri in tal senso abbiamo visto prima si è espresso il Presidente Federica. C'è una telefonata, sentiamo. Buongiorno. Buongiorno a lei, suo ospite, sono Gino. Buongiorno. L'ospite ha detto molto precisamente che il partito fa un elenco di cose che vuole fare, poi in pratica praticamente non si possono realizzare perché, come quel discorso dei trasferimenti delle persone, degli immigrati, perché bisogna fare gli accordi. Ma allora non bisogna dire li portiamo via, bisogna dire dobbiamo fare gli accordi. Cioè il fatto di mistificare un po' le cose, no? Perché sono più eclatanti, sono più vicine al sentimento delle persone, è un imbroglio alla fine. E quindi il cittadino cerca la verità, cioè sapere la persona che lo rappresenta cosa effettivamente vuole fare, cosa deve fare, anzi non vuole, cosa deve fare e quindi votarlo. Per esempio, tutti i problemi che ci sono a livello locale ovviamente dipendono dal livello superiore, cioè dallo Stato, cioè da quello che lo Stato dà alla Regione, da quello che la Regione dà al Comune, eccetera, eccetera. E quindi la Lega, nei tempi passati, era il partito anti-europeista per eccellenza. Adesso se io chiedo a lei è contro l'Europa, lei mi dirà sì, ma però l'Europa deve essere modificata, però ci vuole. Ecco, questo è. Cioè bisogna che ogni partito dica io faccio questo, se ho il potere faccio questo, e lo dico sempre, anche per esempio durante il suo discorso un politico dovrebbe sempre rimettere in campo e spiegare qual è il suo punto di vista e tenerlo sempre, non perché ci sono accordi a livello centrale deve mitigare certe cose. Quello è il suo statuto, quelle sono le sue prerogative e che devono essere chiare in modo che chi lo vota sa qual è la traccia e la strada che quel partito vuole fare. Grazie e buongiorno. Prego. Ma diciamo che io condivido quanto ha detto il signore, diciamo, quando io mi confronto anche con i cittadini anche sulle tematiche più, come dire, spicciole, ma quelle che sono quelle un po' che sono più vicine a noi, promettere una cosa che non si può mantenere, io credo che nessuno l'ha mai visto fare a me, nel senso io cerco di spiegare e spiego sempre questo lo riusciamo a fare, questo ci vorrà un po' più di tempo, perché come ha detto il signore, dire questa via ma la facciamo in oro, non c'è nessun problema, oppure promettere cose che non si possono, non si va molto lontano e quindi questo lo condivido, quindi promettere cose che dopo alla fine, che comunque il conto finale lo si ritrova, non si riesce a mantenere,
si fa una brutta figuraccia sempre. Il fatto di essere coerenti è anche importante, perché ecco, non bisogna dopo, tante volte si cambia idea a seconda delle situazioni o dei momenti, quindi secondo me la coerenza anche questa paga, perché se tu parli con una persona e lui si esprime in un certo modo, tu sei convinto che lui porti avanti quelle cose. Chiaramente se dopo vedi che la persona ha cambiato stile, indirizzo, perdi anche la fiducia a questa persona, e anche su questo condivido, penso che anche era un discorso che ha fatto il telespettatore. Quindi secondo me la coerenza è il fatto di non promettere cose che non si possono mantenere, ma diciamo che questo lo può fare soprattutto chi magari non governa o non ha governato. Abbiamo visto anche altri come dire, partiti che dovevano aprire il Parlamento come un tonno, una scatola del tonno. E sai, in un certo momento uno può promettere quando non... Se sei al governo, noi della città, quindi io mi sento limitato a parlare di cose che riguardano la nostra città, abbiamo delle responsabilità, tante cose le abbiamo fatte, tante cose sarebbero da fare, tante cose le faremo, perché non è finito ancora questo mandato, però dobbiamo essere responsabili e comunque coerenti nelle cose che vengono dette e fatte. Diamo la prossima telefonata. Buongiorno. Buongiorno, sono Silvia. Buongiorno signora Silvia. Io mi sento investita di tanta responsabilità, perché appunto viene detto bisogna fare questo, bisogna fare quello, e chi lo fa? Di solito lo decide chi è al governo, magari ascoltando l'opposizione, perché l'opposizione non è che sia la Schlein, ci sono io, ci sono milioni di persone che fanno parte dell'opposizione e si aspettano da chi governa cose che possono andare bene a tutti. Certamente la destra, poi questa destra è estrema destra e poi ci potrebbe anche essere l'estrema sinistra, ma non è mai successo in Italia. Comunque, quando si governa bisogna essere così capaci da fare delle cose che sono veramente utili a tutti, per esempio la sanità, punto. Allora, io ho sentito gente del governo che diceva che hanno fatto per il lavoro, hanno fatto questo, hanno fatto quello, garanzie per i lavoratori, stipendio giusto, equo, non ho capito cosa significhi in termini di soldi. Allora io desidererei tanto che qualcuno fosse così onesto e chiaro da spiegare in che cosa consistono questi miglioramenti, perché quello è interessante, sapere. Uno mi viene a dire guarda, da domani c'è questa miglioria nel contratto di lavoro, c'è questo cambiamento negli stipendi, invece no, rimane tutto così aleatorio. È stato fatto cosa? Io non lo so. C'è una legge, c'è un numero, non si sa, è tutto così campato in aria, tutto. E questo cosa succede poi? Cosa significa? Significa che la gente non va a votare e chi governa con un pugno di voti, col zoccolo duro come si dice, e magari sempre di più con interessi di parte, quindi accontenta solo quella parte di società che li vota, ma questo può succedere sia a destra che a sinistra ed è deleterio, manda una nazione in rovina. Ecco, vi ringrazio e buongiorno. Ok, la signora Silvia propone sempre ragionamenti. Sì, mi sento di dire innanzitutto che questo non è un governo alto di estrema destra, anzi mi sembra abbastanza democratica la cosa, con un'ampia situazione di governo che è quella che si ripropone anche nelle regioni, nei comuni, quindi da tanti anni c'è questa coalizione che sta governando e quindi se governa la regione, tanti comuni e anche a livello nazionale vuol dire che è una coalizione che funziona e viene votata. Diciamo che la democrazia al voto, anch'io auspicherei un maggior coinvolgimento al voto, perché per me il momento delle elezioni è il momento in cui il cittadino può dare una sua preferenza. Ma io direi anche un'altra cosa. Elezioni comunali o elezioni circoscrizionali, qualsiasi cittadino, come ho fatto io nel 2016, può candidarsi, anche questo, chiunque
vuole mettersi in gioco, ma per dare una mano alla città, che è stato il mio pensiero nel 2016 in circoscrizione. Se uno vuole candidarsi, magari si candida, viene eletto e riesce a dare una mano alla vita della propria zona in circoscrizione o in comune per quanto riguarda le competenze comunali. Chiaramente adesso dopo possiamo parlare anche delle leggi nazionali, ma anch'io non conosco le leggi a menadito perché chiaramente il livello comunale si occupa di altre situazioni. Su queste chiaramente mi posso confrontare con voi ascoltando i pareri, ascoltando le opinioni e anche le proposte. Però ecco, questo dico, la politica non è fatta di persone che vengono messe lì. Tutti noi possiamo, se abbiamo il piacere di farlo, metterci in gioco a disposizione della nostra città. Ripeto, è quello che ho fatto io nel 2016, poi nel 2021 ho avuto il piacere di essere eletto in Consiglio Comunale, la prossima volta chi lo sa, però ecco, penso che deve essere questo lo spirito, quindi non siamo in contrapposizione noi e i cittadini, noi siamo dei cittadini che ci siamo messi a disposizione per cercare di migliorare la nostra città. Questo è un po' il mio modo di vedere la politica. Allora, 2 mail segnalano che sotto il muraglione in via San Giusto c'è una fontana abbandonata e senza acqua. In questo periodo di caldo sarebbe molto utile farla funzionare. E adesso c'è un'altra telefonata. Buongiorno. Mi scuso, sono sempre Gino. Volevo solo dare una risposta alla signora Silvia, che lei cerca che tutti programmano, danno delle istruzioni, eccetera. Ma se lo Stato non è in grado di fare una politica economica perché dipende completamente dalle ragioni che arrivano dall'Europa, è chiaro che nessun politico è in grado di proporre nulla, perché non si sa qual è il nostro futuro. Finché rimaniamo in questa gabbia sarà sempre così e sarà sempre un percorso verso il disastro. Mi scuso e arrivederci. Ok. Allora, Ma no, su questo appunto c'è varie sensibilità, chiaramente l'Europa dà delle regole, gli Stati devono seguire anche queste regole, anche come era quel periodo delle vongole e il diametro delle vongole. Sì. Secondo me l'Europa potrebbe essere sicuramente più utile per quanto riguarda il supporto ai vari Stati. Per cui ecco, su questo forse Io su questo mi ricorderò sempre, una ventina d'anni fa circa, c'era la cooperativa di pescatori, se non mi sbaglio, fece una conferenza stampa perché l'Europa aveva modificato le regole per quanto riguarda la larghezza delle maglie delle reti di pesca e logicamente aveva allargato le maglie delle reti di pesca e buona parte della pesca nostra sarebbe diventata impossibile perché non potevi pescare, non so, ribalta vapori, quelle cose là. E la Slovenia invece non faceva quello che le pareva e senza porsi minimamente il problema, perché è anche vero che il nostro paese è forse fra i primi a pronarsi nei confronti dell'Europa. Ma certamente ci sono le sanzioni anche per chi non esegue, non segue le regole. Noi partiamo dalle quote latte, non so se ci ricordiamo, le quote latte, anche quelle sono cose che sono state un danno per l'economia di alcune zone dell'Italia, come le arance, no? Che bisogna prendere le arance da uno Stato. E su queste cose secondo me l'Europa non è stata d'aiuto. Su questo assolutamente no. Su altre cose sicuramente sì, però per questo non mi vedrete forse quello che si straccia le vesti a favore dell'Europa in maniera totale. Allora, abbiamo, se non mi dimentico, questa l'ho già, dunque, a proposito di Giarrizzole, via Inchiostri dopo l'osteria dell'Orbo è diventata negli anni un campo carri. Lei sa di che cosa? Sì, conosciamo bene, strada privata, metà delle case, metà delle ferrovie. È una strada privata, c'è anche scritto all'ingresso strada privata, ripeto il comune, ma l'ho spiegato, ma il signore forse mi chiede un supporto verso magari le ferrovie dello Stato. Sul verde siamo riusciti, perché anche lì c'è una situazione di verde di una zona, a farlo. Il fatto di
far asfaltare quel pezzo di via. Campocarri intende questo? Sì, cioè sì, che sì, no, perché è diventato, l'asfalto non c'è più, però è di proprietà, quindi immagino chieda il supporto verso le ferrovie. Ripeto, sulla parte del verde ho trovato negli anni qualcuno nelle ferrovie del patrimonio per riuscire a farlo, sì, sull'asfaltatura non sono però adesso io mi domando, ripeto, è una... Cosa se ne fa le ferrovie di sto marciapiede? Cioè, no, una strada, cioè una strada perché faceva parte di un tratto, era una volta un ex, ci sono anche delle case ferroviarie, quella zona, tutta una zona del... Abbiamo delle situazioni particolari, ripeto, tante sono di proprietà ATER, tante proprietà delle ferrovie, tante di proprietà, parliamo anche vie di proprietà dell'ATER, e chiaramente se ci sono vie di proprietà di terzi il comune non può intervenire come andare ad asfaltare casa di qualcuno, e quindi c'è la richiesta del supporto verso il proprietario. Questo lo capisco. Adesso magari prendo di nuovo nota e vediamo se ritroviamo qualcun altro delle ferrovie che magari potrà andare a sistemare questa via degli inchiostri. Allora, poi avevo visto un'altra, sì, Altura. Allora, chi ora parla dell'emarginazione del complesso di Altura, quando ha comprato o scelto un tempo di vivere là, aveva fatto questa scelta per allontanarsi dal trambusto cittadino, per il verde e per la tranquillità. Non si pensa che col tempo qualcosa può cambiare in peggio, e andando in là con gli anni la tranquillità del rione si è trasformata in isolamento, si può trasformare in isolamento e disagio. Ma Altura, abbiamo detto prima, no? La conformazione già di per sé non aiuta. Io ho conosciuto anche, girando insomma, per Rione, delle persone giovani che sono andate ad abitare lì, diciamo recentemente, e hanno scelto quella zona perché lì c'è asilo, scuola elementare, scuola media, c'è il giardino, c'è la piscina, c'è il campo da calcio sotto dell'Altura Calcio, e quindi da quel punto di vista una persona giovane con figli mi ha detto: io do per scontato che il negozio sotto casa non lo trovo quasi da nessuna parte, quindi non era quello il loro problema. Purtroppo lì sono andate ad abitare negli anni, quando è stato edificato, delle persone che magari erano giovani all'epoca. Adesso chiaramente l'età, come dire, va avanti, e sicuramente adesso il fatto di il centro commerciale che c'era, il supermercato che era rimasto, non c'è più, sicuramente comporta a dover spostarsi per forza anche queste persone anziane. Ma come abbiamo constatato con altre persone, anche un supermercato ripropollo dove c'era, chi abita, ad esempio, parlo in maniera diretta, in via Montasio, ha più facilità ad andare a cattinare al supermercato che ad Altura riproposto alla base del rione. Purtroppo è così, quindi io capisco la difficoltà adesso a vivere in un rione dove non ci sono servizi di questo tipo, però ho riscontrato appunto nelle coppie giovani con figli, qualcuno è arrivato e ha detto: io ho le scuole qui, tutte le scuole qui, la piscina sotto perché mi va bene un figlio, l'altro gioca a calcio, ci spostiamo a fare la spesa come tutti con la macchina, questa è un po' la situazione di questo rione, che io capisco sicuramente il disagio a non avere un servizio in tutto il rione. Allora, qui c'è uno che la rimprovera, uno solo non è male. Dice: vedo il consigliere sempre attento ai bisogni dei cittadini, perché non si è mai preso cura di quelli residenti nel percorso della cabinovia? Nel percorso della cabinovia, allora, noi abbiamo fatto come maggioranza adesso mi sembra c'era una mozione, nel senso che impegnava gli uffici del comune a proprio dedicare un tempo importante al coinvolgimento delle persone interessate, non a chi piaceva o non piaceva, al percorso della cabinovia, per spiegare effettivamente la situazione, effettivamente il posizionamento dei piloni, perché abbiamo visto anche nei vari mesi che qualcuno mostrava dei percorsi anche un po'
diversificati delle cabinovie, cioè in pratica faceva vedere che sti piloni andavano davanti a tutte le case della zona. Per cui questo era proprio l'impegno e secondo me questo è importante, cioè colloquiare con chi è interessato. Per cui da quel punto di vista io sì, posso condividere, ma ripeto, è un'opera che di un certo tipo, va spiegata, va analizzato diciamo, il disagio delle persone interessate, e questo è stato richiesto anche da noi di maggioranza del Consiglio Comunale, perché capiamo il disagio delle persone che potevano essere interessate, ma non sono così tante. Allora, ci abbiamo verso la conclusione, abbiamo ancora 10 minuti scarsi. Volevo tornare a parlare non ancora di campagna elettorale, eccetera, perché, ripeto, mi sembra oggettivamente troppo presto, però si possono già, a mio avviso, individuare alcuni argomenti che dovrebbero essere al centro della prossima campagna elettorale, e quello che prepotentemente, ciò di cui prepotentemente si discute anche fra amici, eccetera, a cena, è quello del traffico, dei parcheggi, eccetera, collegato anche alle questioni a loro volta legate al turismo ed altro. Credo che si dovrà in qualche modo riconsiderare, ripensare. Sicuramente sì, secondo me un tema importante è quello della sicurezza, che secondo me non è solo la campagna elettorale, è sempre. Lei intende sicurezza in generale? Sicurezza. Non stradale? No, sì, sicurezza in no, generale della città. Okay. No, perché questo secondo me è il tema che, ripeto, lo sento più mio, è il tema che sento condiviso con le persone con cui si parla, quindi questo sarà. Dopo sicuramente c'è il problema del traffico, c'è il problema di dare ai rioni e alle periferie anche una maggiore attenzione, anche se c'è una attenzione, perché da residente di periferia posso dire che si vive bene, e c'è il mio pensiero è quello di diversificare un po' il pensiero del comune in due ambiti. Uno è quello di la manutenzione dell'esistente, e uno è quello della progettazione di attività future, perché come sappiamo abbiamo un patrimonio sportivo, di giardini, di situazioni delle scuole, che va mantenuto, perché non si può guardare a fare cose nuove quando le cose esistenti magari non sono mantenute. Parentesi, tutto è mantenuto nel bilancio, c'è tutto, purtroppo ad esempio nei giardini tu vuoi fare qualche gioco nuovo, ti ritrovi a dover dirottare su giochi rotti, perché purtroppo riscontriamo danni nei giardini, nei giochi, quando si potrebbero magari aggiungere giochi, fare qualcosa in più, ritrovi che questi soldi sono destinati magari a dover riparare a danneggiamenti che avvengono, e questo è un peccato. Questo è un peccato, ripeto, il Comune è attento anche su queste cose, però su tutto si potrebbe fare di più per anche migliorare la qualità di vita, però purtroppo le segnalazioni di il scivolo rotto, l'altalena che è stata tagliata, e la corda dell'altalena, insomma abbiamo tante situazioni dolose, e questo è un po' il problema, perché chiaramente se fosse questione di usura, quello diciamo abbiamo dei fondi dedicati, però ci troviamo a dover spendere tanti soldi su una manutenzione di cose non previste. E diciamo, quindi ci sono le cose attuali da mantenere, però c'è anche la prospettiva futura, quindi bisogna studiare anche il futuro di crescita della città, che è il Porto Vecchio, ma anche la zona di mercato ortofrutticolo. Lì cosa vogliamo fare? Lì bisogna fare questo hub per realizzare dei parcheggi con una comunicazione con ormai i bus elettrici non inquinanti e dei bike sharing, che possa convogliare la città bloccando le vetture ai due ingressi del centro città, per dopo vivere il centro con le rive senza le auto. Questo è un po' il futuro che anche il sindaco di Piazza si era riproposto, ma le cose vanno chiaramente fatte con certo percorso, non si possono togliere le auto senza realizzare
i parcheggi. Su questo è un po' una mia fissa, mi rendo conto, per cui ciò dimostra anche il fatto che sto invecchiando, perché la ripropongo sempre. Lei credo abbia qualche anno meno di me, per cui non può ricordare i tram. No, ecco, io ho vaghi ricordi dei tram. Mi sto domandando se averli tolti alla fine degli anni 60, se con il senno di poi non sia stato un errore. Adesso mi rendo anche conto che è assolutamente impossibile ripensare insomma, sappiamo benissimo quello che succede in una città, però mi domando se proprio anche alla luce di questo che ha detto lei, se noi avessimo adesso il percorso della 9 e il percorso della 6 con i tram, certamente con i tram di oggi, non con i tram di 60 anni fa, credo che parecchio delle problematiche legate al traffico sarebbero più gestibili. Ma su questo non sono convinto, perché il tram non è una mia, cioè tram nuovi, come dire, in città. No, io intendo proprio fare un discorso molto... Sì, diciamo che abbiamo fortunatamente una Trieste Trasporti che... Su questo non ma infatti, ma questo è anche un lato che bisogna guardarlo, cioè abbiamo una Trieste Trasporti con degli autobus, proprio guardavo ieri, belli esteticamente ma anche veramente comodi. Dopo, anche lì si potrebbero fare dei ragionamenti per la modifica di linee, perché ormai tante volte anche si è spostata magari la residenzialità delle persone, quindi su quello dei ragionamenti, perché appunto nulla è scritto, come dire, sulla pietra, quindi anche le linee degli autobus potrebbero vedere delle modifiche. Però ecco, su quello siamo sicuramente fortunati, quindi c'è una circolarità anche rapida nella nostra città. Magari io vivo quasi quotidianamente sullo scooter per muovermi sia in città ma anche per andare a fare i vari sopralluoghi, e sicuramente secondo me è il mezzo più comodo, più utile nella nostra città. La bicicletta, fino a quando non sono state create queste assistite, diciamo che a Trieste non c'era, diciamo, e la conformazione non lo prevede. Adesso con queste biciclette con pedalata assistita hanno fatto in modo che anche la nostra città abbia questa possibilità, anche se purtroppo appunto Trieste non è nata per le biciclette, e quindi stiamo vedendo che c'è anche difficoltà, perché adesso qualsiasi eventuale pista ciclabile comporta a togliere parcheggi, e lì ogni volta che tocchi giustamente questo argomento, dove Trieste è abituata da sempre in un certo modo, così, quindi anche lì è da vedere, da valutare, no? Quanti utilizzano le due ruote, che ripeto, a me piace le due ruote dal punto di vista sportivo, cioè guardare lo sport. Sulla mobilità a Trieste invece ho ancora qualche perplessità. Grazie allora a Stefano Bernobic, capogruppo della Lega in Consiglio Comunale, grazie a chi ha chiamato e a chi ha mandato le mail. Noi ci vediamo alle 13 per l'anteprima del telegiornale delle 13:20, alle 13:20 per il telegiornale delle 13:20, a Trieste in diretta alle 17:55, alle 19:30 per il telegiornale della sera e infine alle 21:10 circa per la puntata di Ring. Grazie a tutti per essere stati con noi, buona giornata, ci vediamo più tardi. Buona giornata.